E anche questa mattina, prima di iniziare con le graditissime ospiti, leggo una paginetta di questo bellissimo libro, Il viaggio di mamma Teresa. Avete visto anche ieri quante mamme che piangono i loro figli, che cercano i loro figli. Io non avrei mai immaginato di leggere un libro che diventava di un'attualità unica di queste mamme, raccontando quello che è successo a questa donna che con i suoi 6 figli, ecco, non riusciva a capire cosa stesse succedendo con la guerra, e soprattutto questo, il più piccolo, Anadage, che non tornava, e lei si è messa alla ricerca. Poi mi ricordavo di avere una cugina, eravamo rimasti là, che lavorava con i tedeschi in Germania, vi ricordate, è vero? Perché leggo un pochino, se no mi dite ma da dove eravamo arrivati. Allora, io mi misi a piangere e a diffidare di ciò che diceva, ma lei con me e con mio marito trovò la forza di sostenere ciò che diceva. Diedi invece ai miei figli e alle nuore la notizia della morte, e parla qui e parla là, la notizia si sparpagliò velocemente per tutta la borgata. La gente mi faceva coraggio con delle pietose menzogne, ma io leggevo nei loro volti la tristezza che mi volevano nascondere. Ricordo che in quei giorni una delle mie nuore mise alla luce un bimbo, e suo marito, dato che io vendevo bibite, non faceva altro che andare avanti e indietro, da casa sua a casa mia, trovando la scusa di venire a prendere bibite per la moglie. Io lo sgridavo dicendogli che le bibite ghiacciate non le avrebbero fatto bene, invece era tutto un proforma, faceva questo per il timore che io venissi a sapere la verità. La gente invece mai avrebbe osato pronunciare quella terribile parola con me. Anzi, notavo come venissero tutti a prendere i gelati con tanta serietà e tanta tristezza, e questo mi faceva ancor più male. E dicevo a mio marito, insomma, la gente non è più la stessa di prima, e io ormai capisco che ci vogliono dare a intendere quello che non è. E lui rispondeva, per forza agiscono così, tu non fai altro che piangere. E qui c'è il marito, ecco, col disegno all'acquarello, e la moglie. Questa mamma Teresa, queste donne che non si fermano di fronte a niente, che hanno il coraggio di protestare sapendo che possono anche morire, che qualcuno non riesce a capire questo dolore immane di queste creature. Ne parleremo questa mattina con 2 ospiti, 2 donne. Abbiamo in presenza l'avvocato Antonella Maria Tocchetto, grazie avvocato di essere qui, consigliere comunale e provinciale di Treviso, Partito Democratico. Abbiamo collegata anche un'altra ospite graditissima, Anna Albarella Baschirotto, Fondazione Malattie Rare Mauro Baschirotto. Ecco, forse questo libro tu lo puoi comprendere, di questa mamma che parte per cercare il figlio, quello che troverà del figlio, ma che vuole assolutamente trovarlo. Ecco, partirei proprio da te, Anna Albarello Baschirotto. Con Anna ci diamo del tu perché è impossibile darci da lei, è veramente, ci conosciamo talmente bene, con una sensibilità che ci unisce verso i fragili e quelli più difficoltosi. Ecco, tu come mamma, cosa vuoi dire? Quello che stai vedendo, questo uomo che veramente ha perso il lume della ragione solo per il potere, per l'avidità, per chissà quale motivo, che non basta mai tutto quello che hanno, sì che ne hanno tanto, ma tanto, che deve sempre allargarsi sempre di più. Mi sembra di essere tornati indietro con le crociate. Prego Anna Albarello. Sì, ecco Mirella, diciamo che è una situazione veramente drammatica, cioè io credo che tu ti riferisca, diciamo, a quello che sta succedendo ora nel mondo, no? Certo. Sì. E chiaramente, diciamo, noi che siamo abituati a combattere con malattie gravissime, rare, e dove, diciamo, c'è una guerra per sconfiggerle, soffriamo a vedere questa tragedia immane che si sta svolgendo sotto gli occhi di tutti, e tutti impotenti, diciamo, di fronte a questa violenza inaudita che distrugge famiglie, fa morire giovani, diciamo, che sono sani, che stanno bene. Veramente è una cosa che, diciamo, è difficile da comprendere. C'è una grande sofferenza, condividiamo chiaramente la sofferenza di tutte quelle persone, quei genitori, quei parenti, quei giovani che stanno combattendo anche, diciamo, e veramente siamo vicini a chi sta soffrendo questa situazione, anche perché ci sono bambini, ci sono malati e quindi non possono essere curati, quindi si è davanti veramente una catastrofe umanitaria. Grazie Anna. Sentiamo anche l'avvocato Anna Maria
Maria Antonella Tocchetto cosa dice? Ecco, la politica che perde il lume della ragione, poi dicono rappresentano sempre dei partiti politici, non c'è niente da fare, o destra o sinistra, o democratici o repubblicani, ma sempre partiti sono. Cosa sta succedendo nel mondo? Beh, allora, intanto buongiorno a tutti i telespettatori. Cosa succede? Succede che in questo momento qua sembra quasi dei ritorni storici, comandano i bulli, e se comandano i bulli questa è la situazione, cioè non sono più persone che vanno a governare e hanno il senso del bene e il comune, ma sono persone che vogliono avere la legge del più forte. Venendo qua ho sentito una intervista che facevano a Trump, il quale ha dichiarato, un capo di gabinetto si è dimesso perché non riteneva che l'attacco in Iran fosse stato un attacco giusto, e lui ha detto meglio che si sia tolto, è un uomo debole. Un uomo debole? Il Presidente degli Stati Uniti dice di un capo di gabinetto è un uomo debole. Vi rendete conto che qui non siamo nei fumetti o nei social? Abbiamo delle persone che stanno governando il mondo e non ragionano per il bene comune. E quali sono le soluzioni? Beh, non lo sappiamo, però il vespaio che sta succedendo diciamo così, nei paesi del Medio Oriente è molto molto pericoloso. È molto pericoloso perché intanto non si attaccano dei paesi così gratuitamente. Gli è riuscito in Venezuela, che adesso tutto tace, ma per quello che riguarda l'Iran, lì si è aperto un vespaio. Poi c'è Israele a fianco, quindi la questione è molto complicata. Come vedete, per esempio nello stretto di Hormuz, dove passano tutte le navi importanti che servono anche per noi, per il nostro commercio, adesso pieno di mine, lo stesso Trump ha detto, beh, se hanno paura di passare, e ripeto, è pieno di mine, è stato verificato, ha detto, testuali parole di Trump, quindi non dico cose che non potrei dire in televisione, questi cargo e queste navi non passano, diciamo ai capitani che devono tirare fuori le palle. Cioè questo è il linguaggio di uno degli uomini più potenti del mondo. È un problema serissimo e per ora non vedo che ci siano delle soluzioni, né che ci siano dei politici internazionali avveduti che riescono a calmare le acque e a trovare una soluzione di pace. C'è molto da preoccuparsi, secondo me. E non basta questo, Anna Alberello Baschirotto, anche per quanto riguarda la salute pubblica ha preso le distanze dai vaccini, tanto è vero che ha messo un Kennedy che è proprio un Novax completo. Certo. Ecco, come vedi la situazione? Perché qui stiamo parlando veramente di qualcosa che preoccupa non solo il mondo intero, perché non si sa dove va a parare, come si sveglia al mattino, alla sera dice una cosa, al mattino ha già cambiato idea. Ecco, questo stare sempre nel limbo su questioni veramente molto preoccupanti e pericolose non è un bel vivere. Prego, Anna Alberello. Il fatto dei vaccini, anche questo è un segnale molto allarmante, perché alla fine della fiera, diciamo, è stata una conquista quella del vaccino del Covid, per carità, con tanti aspetti anche negativi, perché purtroppo la fretta e la velocità ci ha portato a fare una scoperta grandissima come umanità, diciamo, come scienziati che l'hanno fatta, però non c'era il tempo poi di fare le sperimentazioni cliniche, diciamo, sui modelli preclinici, no? È stato fatto direttamente sull'uomo poi l'applicazione del vaccino, ma questa è stata una grande opera che ha salvato diciamo tante persone, e quindi i vaccini sono veramente una risorsa importante, al di là di quelle che possono essere purtroppo le reazioni che alcune persone hanno, ma per motivi, diciamo, nei quali il loro sistema immunitario è defedato, a qualche insufficienza, no? Quindi sentire che vengono negate queste evidenze, la ricerca scientifica, vessate le università, diciamo, questo ci fa molto temere, anche perché le università americane hanno sempre lavorato in maniera splendida, non sempre, non tutte, però ci sono delle eccellenze, e molti nostri cervelli sono nelle università americane
e hanno prodotto conoscenze importantissime. Per cui è preoccupante, è una situazione preoccupante. Io spero che dall'interno ci sia, dal loro interno, visto che si tratta di una serie di stati molto grandi e ci sono delle persone di grande rilievo, che possa la reazione venire dall'interno. Molto chiaro. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo, poi continuiamo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Quanto riguarda il presidente americano, la gente non vuole ancora di più, è una persona ignobile. Innanzitutto non è neanche americano, perché è tedesco, i suoi nonni sono emigrati in Germania. E Fisledi è da nuovo messo in Jugoslavia, un paesetto da 400 persone. Gli vuole dominare il mondo, gli viene fuori adesso scolarsi in calori, cosa ne licenza. E dopo che ha 90 anni, il Signore le darà, e gli darà una stenta perché è confine in tomba a caffè. E noi altri italiani, da finire la guerra, appena finire la guerra, che ne aiutare, per amore di Dio, liberare dai nazi fascisti, dai fascisti ne libera. Dopo ne la mangiare, ne aiuta. Però qua in Italia, il ha fatto quello che avevo visto, c'è 80 anni che comanda ora, tra basi missilistiche, cose gli americani dappertutto, perché gli americani paniati, e una basta, grazie, ne libera, ma bastano. Cosa vuoi dagli italiani? E il governo, domani del coraggio, del caro Trump, ti ha finito da rompi baracocco, ora che ti lasci liberi di poter fare quello che vuoi mondiale. E a Meloni, a Meloni si è partito che ma bisogna vergognarsi, Mirella. Noi non siamo neanche a parlare perché la dottoressa che delle malattie e la ragione, ma la gente che aiuta la povera gente e la gente che ha bisogno e nessuno ne parla. Non c'è solo che la tua televisione parla di quello che fa e la gente fa niente quasi, per premunirsi del curare la povera gente, di dargli una casa, con quello che ti fa che l'ultima tua trasmissione. Vedo cosa che ti fa sta Sì, voglio dire a qualcuno che conosco me. Grazie Rinaldo, ti ringrazio infinitamente per le riflessioni che tutte le mattine fai, però adesso andiamo a vedere una cosa importante. C'è stata questa festa di unità nazionale ieri a Treviso, questa cerimonia, andiamo a vedere questa cerimonia, festa unità nazionale. Fatta di sacrificio, resilienza e ingegno, che oggi ci chiama a custodire con orgoglio il tricolore e a onorare i principi della nostra Costituzione. Il 17 marzo 1861 nasceva ufficialmente l'Italia tramite la promulgazione della legge con la quale Vittorio Emanuele II di Savoia, già monarca del Regno di Sardegna, assunse per sé e per i suoi successori il titolo di Re d'Italia. Solo il 23 novembre 2012 è stata poi approvata in maniera definitiva l'istituzione della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, con cadenza annuale. Pur rimanendo un giorno lavorativo, il 17 marzo viene considerato come giornata promuovente i valori legati all'identità nazionale. Celebrazioni quindi sono state fatte in tutta la provincia per ricordare a giovani e meno giovani come da certi valori non si possa prescindere e vadano difesi a tutti i costi, promuovendo anche la cooperazione pacifica mondiale. Oggi ricorre anche la giornata della Costituzione, dell'inno e della bandiera e quindi come associazione Dharma abbiamo avuto il piacere di essere presenti a questa celebrazione in Piazza Vittoria assieme alle forze armate. Noi al momento siamo impegnati in queste missioni di pace e di sostegno per mantenere la pace nel mondo. Da Treviso a Cessalto, da Palermo ad Aosta, una piccola festa alla presenza delle autorità civili e militari e di tutti i corpi delle associazioni che hanno voluto essere presenti e che nel tempo hanno contribuito a completare l'unità del paese che compie appena 165 anni. Abbiamo in linea Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno all'avvocato Tocchetto. Buongiorno. Avvocato Tocchetto, mi scuso se entro su un altro discorso Mirella, ma come al solito... Lo so io dove entri.
parlo del referendum. Lo so Anche io. ieri sera ho visto porta a porta, cioè per il sì e per il no. Non pretendo di capire come voi, certamente, perché anche ieri sera fra i due colori non volevano farsi capire tra di loro e tutti e due avevano ragione, avvocato Tocchetto. Non capisco questa cosa qua, come al solito tutte le votazioni. Anche per votare un solo partito, e come dice la Mirella, ci passate il cerino a noi, che noi non sappiamo molto, ma molto meno di voi, anzi niente a questo punto. La ringrazio. Grazie a te cara Giusy, come sempre ecco, quello che pensano le persone è quello che veramente si sente in giro, ma cosa pochi sanno e ti dicono no ho capito io cosa votare, si voterà per simpatia, ho detto io, quello che è più simpatico per il sì e quello che è più simpatico per il no. Prego avvocato Tocchetto. Allora cerco di essere molto rapida in pochi secondi, che non è facile. Allora, prima questione, Giusy, se vuole, se posso essere sincera, molti politici che parlano del sì e del no non capiscono niente. Allora, e parlano per partito preso. Allora, questa riforma della giustizia è una riforma un po' per gli addetti ai lavori, perché riguarda prevalentemente le funzioni dei magistrati. Ora, siccome in Parlamento ci sono 600 persone che prendono 15.000 euro al mese, sarebbe stato giusto che i 2/3 di queste 600 persone avessero trovato una soluzione. Siccome questa soluzione non l'hanno trovata, se si fa una riforma della Costituzione, qui si cambiano 7 articoli e non ve li sto a narrare, se si cambiano 7 articoli della Costituzione è necessario un passaggio per l'articolo 138 della Costituzione, un passaggio con i cittadini che confermano o no il cambio della Costituzione. E quindi, tra l'altro, questo referendum non ha bisogno del quorum. Se vanno a votare 3 persone, passerà quella parte che ha più voti. Premesso questo, che cosa riguarda questo referendum? Cambia sostanzialmente la carriera e l'entrata in magistratura dei pubblici ministeri e dei giudici. Il processo soprattutto penale, è fatto di 3 elementi. Il pubblico ministero, che diciamo così è lo Stato e deve verificare l'accusa. Poi c'è il giudice che giudica e l'avvocato che difende una delle parti. La parte ovviamente quella che è, diciamo così, avrebbe commesso il fatto, e poi ci sono anche gli avvocati della difesa. Detto questo, in questo momento qua, se una persona fa un concorso in magistratura, il concorso è unico e la carriera è unica. Vince il concorso, un concorso difficile, poi può nel corso della sua vita professionale decidere se fare il pubblico ministero o il giudice. In questi anni, dove le carriere non erano separate, il trasferimento dalla parte giudicante alla parte requirente è stata di una percentuale molto bassa. Con questo referendum cosa succede? Nel momento in cui uno fa il concorso di magistratura, o sceglie la strada del pubblico ministero, quindi di colui che fa le veci dell'accusa, o prende la strada del giudice, cioè sarà colui che giudicherà il fatto che è sottoposto al giudizio del processo. In più, quindi, verranno smembrati i 2 consigli superiori della magistratura, che adesso è uno solo. Quali sono le criticità? Le criticità è che un Consiglio Superiore della Magistratura costa circa 50 milioni l'anno e quindi di conseguenza qui saranno di fatto raddoppiati o triplicati. Perché il sì e il no? Allora, il sì sostanzialmente dicono, e poi c'è il famoso sorteggio, il Consiglio Superiore della Magistratura è nominato da, appunto, i giudici, vengono nominati attraverso il Consiglio Superiore della Magistratura. Con questa novità ci sarà il sorteggio. Allora, per quello che riguarda i magistrati, il Consiglio Superiore della Magistratura sarà scelto tra tutti i magistrati con sorteggio, mentre per quello che riguarda la parte laica, perché ci sono nel Consiglio Superiore della Magistratura
anche dei membri laici, cioè che sono professori universitari, avvocati, cassazionisti, eccetera, eccetera, che vengono scelti tra l'altro in un elenco, e questo elenco sarà formalizzato dalle Camere, quindi dal governo, e allora in questo caso qua comunque la politica in qualche modo entra con i membri laici. Però per arrivare al sì e no ed essere molto semplice, ovvio che io non ho potuto fare in questa sede un intervento come dire molto tecnico, perché è difficile da capire, però per quello che riguarda il sì, quelli che dicono che vogliono votare sì dicono: se si riforma la magistratura è inchiodata da tanti anni, c'è bisogno che i giudici siano più indipendenti e non legati alla corrente della politica. Quelli che dicono no, come la sottoscritta, dicono che sicuramente ci vuole una riforma della giustizia, ma non è questo il modo di farlo, cioè la separazione delle carriere non comporta una giustizia migliore, anzi secondo me non lo farà di sicuro, ma per semplificare, che cos'è che vuole il cittadino? Un processo veloce, sia dal punto di vista civile che dal punto di vista penale, ancora di più perché se io sono sottoposta ad indagini, ovviamente voglio che al più presto si dica che sia innocente, e questa riforma non lo modifica. E ultima cosa che è importantissima, molti credono che con questa riforma i giudici pagano se sbagliano. No, questo non succederà, non riguarda la responsabilità civile del giudice, punto. Allora, abbiamo sentito l'altro giorno un'altra avvocata invece per il sì, era giusto anche fare la controparte, adesso abbiamo sentito le ragioni anche del no, dopo ognuno faccia le proprie riflessioni. Abbiamo Maurizio da Conservi in linea. Ciao Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, innanzitutto voglio dire alla signora Tocchetto che questo referendum è giustissimo, perché dovete capire che i cittadini sono stanchi di vedersi in giro ladri, assassini, delinquenti per colpa della magistratura malata che li mandano fuori, ok? La magistratura malata di un certo colore politico, e non sto qua a dirlo, ok? Ecco, mandano fuori i criminali, sono tutti in giro per le piazze a rubare, a spacciare e fare quant'altro. Sarebbe ora di modificare le norme della giustizia per avere una giustizia più pulita. Io sono per il sì. Buongiorno e buona giornata a tutti. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Maurizio, adesso andiamo da Anna Albarello Baschirotto. Sì o no invece sarebbe da votare per la ricerca, investire nella ricerca, la scienza, perché la tecnologia sta facendo passi da gigante, ma grazie alla scienza e alla ricerca mettere a favore della comunità per aiutare la comunità non sarebbe male. Ieri Anna Albarello parlavo con degli ospiti quali dicevano che diversamente i giovani devono imparare anche a usare certi strumenti, che bisogna vedere anche se hai questa predisposizione, perché a 80, 90, 70 anni, ma anche a quelli a 60 a volte non riescono perché non sono predisposti. Ma soprattutto far atterrare queste persone dolcemente, non violentemente. Ecco, io dico questo, forse l'investimento anche nella salute pubblica, nella ricerca, specialmente tu ne sai qualcosa, tuo marito anche con questo istituto avete vinto il premio, ma siete dovuti andare in America perché qua in Italia non eravate neppure considerate. In America, come si diceva prima, hanno capito l'importanza di questo premio importante che vi è stato dato a Anna Albarello Baschirotto, a questa fondazione Malattie Rare Mauro Baschirotto. Prego Anna. Sì, allora Mirella, io sono una volontaria, io e mio marito siamo due volontari da tantissimi anni, da subito dopo la morte di nostro figlio Mauro, da quando abbiamo fondato prima l'associazione e poi anche la fondazione, abbiamo dato vita all'istituto. Allora sì, devo dire che purtroppo siamo in un momento molto critico per la salute e per la ricerca. Allora noi ce la mettiamo tutta da anni per colmare un terribile vuoto che c'è in questi ambiti, e però ti posso dare anche qualche bella notizia. Il nostro sforzo ha dei risultati. Allora, se noi ricordiamo tutti Giada, no? Voi avete sostenuto anche questo nostro progetto, Mirella, se ti ricordi bene, immagino. Certo. E Giada, la bella notizia è che è stata operata presso l'ULSS 7,
Bene. Finalmente, dato che a Vicenza non si operava più, dato che appunto non c'era più modo di operare a Vicenza, doveva assolutamente andare a Roma o a Napoli, e grazie a un articolo sul giornale io ho letto che il dottor Alex Pontini all'ospedale di Sant'Orso il 7 operava persone con tumori gravi con metodiche innovative. L'ho subito contattato, il dottor Pontini è stato disponibilissimo, è venuto qua 2 volte, gli abbiamo presentato Giada, abbiamo messo in contatto anche con l'associazione Nevo, che comprende tutte le famiglie con bambini che hanno questo nevo melanocitico congenito gigante che copre gran parte del corpo, e alla fine della fiera è nata questa collaborazione. Il dottor Pontini ha operato Giada, io spero che possa operare anche bambini più piccoli, perché lui è molto preparato, sa usare gli espansori e tutte le tecniche necessarie per questi delicatissimi interventi, e pertanto spero che la Regione gli dia anche le risorse per creare un polo pediatrico per queste malattie oncologiche dei bambini come il nevo, di cui noi facciamo una parte importante di ricerca su queste cellule di nevo, insomma. Come sta Giada, Anna Albarello? Come sta la piccola Giada? La piccola Giada è stata operata e sta benissimo. Adesso purtroppo deve tenere gli espansori per molto tempo, perché espande la cute sana per sostituirla a pezzi di cute malata. Per ricordarlo a chi non l'avesse ancora visto, sono bimbi che nascono con un mantello nero di neo enorme, continuo, che avvolge tutto il loro corpo, che non ha solo un aspetto esteticamente spiacevole, ma che comporta dei rischi. Può diventare melanoma. Ecco, nell'ambito delle nostri progetti di ricerca presso il nostro laboratorio ci stiamo anche dedicando alla ricerca su alcune malattie rare in ambito oncologico e anche su questo tumore. Pertanto, grazie a una collaborazione anche con l'Istituto Dermatologico dell'Immacolata di Roma, l'IRCSIDI, abbiamo fatto già una prima parte importante di questo progetto mediante l'analisi di biopsie di queste persone operate, viatici da questo istituto, grazie anche a un protocollo e una convenzione approvata da un comitato etico, e quindi stiamo lavorando, le nostre ricercatrici stanno cercando i meccanismi patogenetici che possono trasformare queste cellule da benigne in maligne. Ecco, questa è una bella notizia che ti do, Mirella. Sì. Poi per il resto, se mi dai ancora un secondo, stiamo portando avanti questo progetto questa rara forma di epilessia molto, molto grave, e i risultati sono stati presentati presso l'Università di Perugia il 27 di febbraio, in occasione anche della Giornata Internazionale delle Malattie Rare, con l'equipe finanziata da noi presso l'Università di Madrid e l'equipe di Perugia, dell'Università di Perugia. I risultati sono stati veramente molto, molto confortanti e sono stati presentati anche alle famiglie, che sono state veramente, che è acceso una grande speranza. Ecco, un progetto strategico per portare avanti le terapie, per arrivare a una terapia di una malattia gravissima che non ha terapia attualmente. Questi ragazzi, una volta diagnosticati in età adolescente, poi muoiono in pochi anni e non c'è nulla al momento che li possa salvare. Ecco, sono azioni strategiche che noi facciamo cercando di colmare questo vuoto. E le malattie rare ormai sono più di 8.000 e non c'è interesse a fare ricerca, non c'è interesse a trovare delle cure. Allora, intanto ti ringrazio per le notizie che mi hai dato, Anna Albarello. Sicuramente questa volta non potrò non partire e andare a trovare Giada. Siamo anche a Pasqua, a Natale non ci sono riuscite, ma stavolta proprio Mirella non può fare a meno, deve andare a trovare la piccola Giada. Quante operazioni ha avuto fino adesso, Anna? Giada? Guarda, Alessandra te lo saprà dire meglio, ma lei ha 12 anni e ne ha avute sicuramente almeno una quindicina. Ecco.
Ecco, ma voi se ve la ricordate, noi l'abbiamo fatta anche vedere con quanta voglia di vivere, quando andavo in sala operatoria che diceva il chirurgo: guarda, non sbagliare il braccio perché io devo dipingere con questo, non sbagliarti, cioè proprio una vivacità, una cosa incredibile. Perciò, io da piccolina. Sì, è veramente una roba grande, se la metti nella bilancia non gira neanche la bilancia, ma una tenacia, una voglia di vivere che veramente ha come esempio. Però Anna, ti inviterò anche alla mostra fotografica che stiamo organizzando proprio qui Diversamente Agili, tra le quali c'è anche una scrittrice, una donna malata di epilessia, perciò ti inviterò a questa veramente giornata importante dove capiremo, e pensa il titolo che hanno deciso loro, questi ragazzi e ragazze con queste malattie rare, con questi diversamente, io ci sono. Pensa che bel titolo hanno trovato, perciò Anna e tuo marito io vi inviterò anche Giada e tutta la famiglia, anche l'avvocato e tutti quelli che ci stanno ascoltando. Andremo alla Loggia dei Cavalieri, sono le mamme che portano avanti questo progetto, ecco, ed è un progetto molto importante perché sono genitori che vogliono far vivere la quotidianità, tanto è vero che loro non hanno chiesto l'assessorato al sociale ma l'assessorato alla cultura, perché è un progetto culturale, non vogliono più sentir parlare di sociale con i loro figli, vogliono un appoggio culturale, e perciò hanno invitato tutti gli assessorati alla cultura, hanno aderito più di 12 comuni, ho avuto anche il presidente degli albergatori di Venezia che ha detto che esporrà questa bellissima mostra anche negli alberghi, ecco, dove veramente le persone capiranno l'importanza di capire, di vedere, e c'è anche appunto Chiara Irceti, che è questa donna che è malata di epilessia, ha raccontato questo libro che presenteremo appunto durante questa mostra, l'importanza di capire questa malattia. Voi mi vedete, sorrido, ma voi non avete idea i dolori, ecco, cosa comporta avere questa malattia. Sono al lavoro, certo, diceva avvocato Tocchetto, ci mancherebbe altro, ma non faccio strada, non mi lasciano, è come io avessi qualcosa che non va bene, io sono convinta che ce la farei, però non mi lasciano e non riesco a fare strada neanche nel mio lavoro. Detto questo, andiamo a vedere proprio il video convegno Perugia di quello che ha parlato Anna Albarello Baschirotto. Alla vigilia della giornata mondiale delle malattie rare si è svolto a Perugia, nell'aula 9 del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia, un workshop internazionale dedicato alla malattia genetica Lafora. L'incontro, incentrato sulla ricerca di nuove terapie, ha affrontato in particolare gli approcci di medicina genetica, mirati a correggere l'assenza o il difetto di uno o più geni attraverso l'introduzione di una variante funzionale sana del gene. A coordinare gli interventi la professoressa di neurologia dell'Università degli Studi di Perugia, Cinzia Costa, direttore scientifico del convegno. L'obiettivo del workshop è quello di dare delle informazioni sugli avanzamenti della terapia genica in questa malattia rara. L'importanza di dare la corretta informazione su questa nuova terapia che stiamo ancora testando a livello preclinico e capire i risultati, l'efficacia, almeno al momento preclinico, sul modello sperimentale, ma naturalmente si parte dal paziente. In questa malattia purtroppo abbiamo a disposizione solo farmaci sintomatici, quindi in grado di ridurre frequenza e intensità delle crisi, ma purtroppo mancano delle terapie che incidono sul decorso della malattia. Quindi studiarne i meccanismi grazie ai modelli preclinici sicuramente ci dà un vantaggio nel capire bene quando inizia la malattia a livello anche cerebrale, cercare dei biomarcatori in grado di far capire un po' l'avanzamento anche della terapia e soprattutto cercare di capire come modificare o rallentare la progressione. Al tavolo dei relatori Antonio D'Urso, direttore generale dell'ospedale di Perugia,
Franco Grignani, direttore del Dipartimento Medicina e Chirurgia, Lucilla Parnetti, direttore della clinica neurologica, Giovanni Parapini, direttore della sede regionale RAI, e Marco Pierini, vice sindaco di Perugia. Il workshop ha visto la partecipazione del team del professor José Sarratosa e della dottoressa Sanchez dell'Università di Madrid, i cui studi sulla malattia sono stati recentemente premiati insieme all'Università di Perugia con il premio internazionale di terapia genetica promosso dall'Associazione Malattie Rare Mauro Baschirotto, presieduta da Giuseppe Baschirotto. Da oltre 40 anni quasi ci stiamo interessando dei problemi dei malati rari. Per quale ragione? Perché il nostro figlio, nato sano, a un anno ha cominciato a ammalarsi, per 15 anni abbiamo tentato di individuare la patologia. Purtroppo la patologia l'abbiamo individuata 10 anni dopo il decesso. Quindi noi Baschirotto abbiamo impiegato ben 25 anni, 15 anni di esistenza di Mauro più i 10 anni dopo, 25 per avere una diagnosi certa. E da lì è partita l'idea di dare un aiuto a questi pazienti rari che altrimenti si trovano nella periferia del sistema sanitario nazionale. E io li chiamo gli orfani della sanità. Perché? Perché ovviamente hanno non terapie, non possibilità di terapia, non hanno riabilitazioni adeguate per la loro patologia e purtroppo sono considerati delle persone non capaci nemmeno di lavorare e quindi non inseribili nel mondo del lavoro. Lo stesso Baschirotto e la perugina Margherita Gatti, madre di Federico, che sta combattendo con la malattia alla fora, una rara forma di malattia genetica degenerativa, sono intervenuti con le loro testimonianze a conclusione della giornata dedicata alla malattia, ricordando che per sviluppare la terapia genetica necessitano molti finanziamenti, di cui è alla ricerca anche la sezione Umbra dell'Associazione Malattie Rare Mauro Baschirotto. Allora, prima di andare in pubblicità volevo sentire cosa voleva aggiungere e cosa dire l'avvocato Tocchetto a questi due genitori che dopo questa terribile disgrazia, come tanti altri genitori, si rimboccano le maniche, investono per un bene pubblico, il bene della comunità per la salute. Prego. Beh, allora, intanto sono associazioni importantissime perché appunto ha ragione quando diceva il signor Baschirotto che sono gli orfani della sanità. Purtroppo molti di questi magari attendono anni le diagnosi perché la medicina magari non è arrivata a tal punto e quindi sono fondamentali e sono molto contenta che ci siano chi investe, chi gli dà una mano e soprattutto che ci siano le associazioni che si fanno forza e portano avanti le questioni. Io tra l'altro questo periodo qua sto seguendo una cara amica che purtroppo molto giovane, ha 50 anni, sta per morire di SLA e vedo anche le difficoltà di una SLA che non è più purtroppo ormai malattia rara, però è una malattia dove non ci sono farmaci o comunque ci sono, ma le cure sono molto lontane e la difficoltà e anche la gravità di queste malattie che poi ti portano alla totale paralisi fino alla morte sono comunque situazioni nelle quali non è facile per i familiari affrontarle. Se ci sono queste associazioni aiutano anche i familiari ad avere anche un supporto di aiuto, di vicinanza che spesso li vede invece soli ad affrontare malattie così importanti che poi portano tra l'altro alla morte del proprio caro, insomma, quindi benvengano e spero che ci sia tanta gente che vi dà un aiuto. Pubblicità. E siamo con Antonella Tocchetto, l'avvocato Antonella Tocchetto e con Anna Albarello Baschirotto per parlare anche dei problemi che ci riguardano. Andiamo a vedere anche questo servizio invece che riguarda la fusione dei comuni, perché è molto importante capire l'importanza della fusione e dell'unione dei comuni e diversi sindaci forse l'hanno anche capito. Andiamo a vedere.
cittadini di Granze e Sant'Elena chiamati a scegliere il nome del nuovo comune che potrebbe nascere dalla fusione dei due paesi. In questi giorni i residenti riceveranno un volantino spedito dalle amministrazioni comunali per invitarli ad esprimere le proprie preferenze su una selezione di nomi individuata dagli amministratori. 4 le proposte: Corti Estense, Atesia che deriva da Adige e ha il suo corso che un tempo correva vicino a questo territorio, Borgo delle Barchesse e Civitanova Veneta. I cittadini dei due comuni possono votare andando con un documento di riconoscimento presso le 2 sedi municipali sabato 28 marzo dalle 16 alle 22 e domenica 29 marzo dalle 8 alle 22. Potranno votare anche i minorenni purché accompagnati da un genitore. Lo Stato incentiva la fusione dei piccoli comuni che riceverebbero così contributi. Il nuovo ente, che dovrebbe nascere da Granze e Sant'Elena, riceverebbe 570.000 euro l'anno per 17 anni. Vuoi vedere che un passo alla volta riusciamo a far votare i minorenni, che forse cambierebbero il mondo? Forse sotto i 16 anni. Avete capito che se si può si fa e se si vuole. Allora, come commentiamo questo servizio, avvocato Tocchetto? Allora, io penso che sia necessario che si arrivi alla fusione. Noi abbiamo 8.000 comuni in Italia e sono veramente tanti, perché purtroppo i servizi sono sempre più cari e molti comuni non ce la fanno. Nella provincia di Treviso uno dei pochi è stato nel 2019 la creazione di Pieve del Grappa, che era la fusione tra Crespano e Paderno, e effettivamente questi due comuni piccoli che si sono riuniti hanno già fatto una comunità un po' più importante, però dal 2019 nulla poi si è visto, anzi alcuni referendum tra piccoli comuni non sono passati tra fusioni perché vige ancora il campanilismo. Purtroppo però, ripeto, non siamo più come dire, il paese dei comuni. Noi veniamo da una tradizione millenaria, insomma, nel Rinascimento, c'erano veramente, la volontà del comune Stato era una delle cose che caratterizzava quel periodo storico. Ora però nel 2026 i costi anche minimamente dei servizi anagrafici, dei vigili urbani, quante volte abbiamo sentito grida d'allarme di piccoli comuni che non hanno la possibilità, andando in pensione il vigile, di assumere un altro perché non ci sono le risorse finanziarie. Ecco, purtroppo bisogna un po' lasciare a parte i campanilismi, anche se poi la storia è giusta che ci sia e che venga ricordata, ma la fusione dei comuni consente sicuramente ai piccoli comuni di poter avere una vita migliore e di avere anche e di fornire più servizi ai propri cittadini. È questo che secondo me è importante, cioè bisognerebbe fare un restyling, diciamo così, degli enti locali, perché anche il ruolo della provincia, che dopo la legge del Rio è stato di fatto dimezzato, dovrebbe ritornare ad essere un ente non di secondo livello ma di primo livello. Se noi abbiamo meno comuni, un ente intermedio che li gestisce, come potrebbe essere una provincia però elettiva, non come succede adesso di ente di secondo livello, che si rapporta a meno comuni ma comuni più grossi, effettivamente questo potrebbe sgravare anche tutto quelle materie che sono diventate dopo la legge del Rio e dopo, diciamo così, la trasformazione delle province di nomina della regione. La regione adesso è veramente un piccolo Parlamento. Ecco, se ci fosse una provincia un po' più forte si potrebbe anche, come dire, sgravare un po' il ruolo della regione, che in questo momento qua è veramente preponderante, ma che indubbiamente non riesce a risolvere le questioni di un'area molto vasta come può essere una regione. Per cui benvengano le fusioni dei comuni e, ripeto, è stato un esempio nel 2019 Pieve del Grappa, ce ne dovrebbero essere stati nel tempo molti di più, ma abbiamo visto la difficoltà dei campanilismi che molti non vogliono rinunciare. Anche perché lei ha citato, avvocato, la provincia, sono enti che hanno un costo enorme, elevato, specialmente anche la nostra, sembra essere a Versailles, quando entri, sono dei costi veramente incredibili, bisogna capire anche se nella bilancia, come dice lei, vale la pena di tenerle così, quei costi che hanno, o se è il caso di rivedere tutto, perché al momento non si riesce mica a capire bene cosa sta succedendo, e soprattutto l'importanza e il valore anche che hanno questi enti, perché nel momento che stavano partendo con l'ufficio del lavoro, che veramente non era più
un ente assistenziale, perché una volta i trombati dicevano venivano messi in provincia, trovavano il posto là. Nel momento che invece si era capito l'importanza e che funzionava, è saltato il banco e adesso ci troviamo appunto con delle province anche in forte crisi, perché anche economicamente, se non sono sorrette dalla regione e dallo Stato, cioè non ce la fanno a fare quello che dovrebbero fare, perciò anche là bisognerà fare chiarezza. Detto questo, andiamo a vedere anche un'altra cosa importante, perché Anna Albarello Baschirotto ha citato delle cose veramente interessanti. Andiamo a vedere anche questa locandina di questa malattia, l'afora, che è una cosa di cui ha parlato ancora tempo fa Anna Albarello Baschirotto, ma che vale la pena di capire, perché è un'altra malattia rara, ne abbiamo sentito prima. Prego Anna Albarello. Questo manifesto, diciamo, veramente dà l'idea, no, di due ragazzi adolescenti, diciamo, che stanno correndo. Nel momento in cui hanno la diagnosi, e avviene purtroppo nell'adolescenza, non riusciranno mai più a cantare, a ballare, a correre. E allora, diciamo, per questo, proprio questo post, questo manifesto è stato creato da Margherita, che è un avvocato di Perugia, e la mamma di Federico. E Federico, appunto, da adolescente ha avuto questa diagnosi, ora in sedia a rotelle e già, diciamo, ha perso molte delle sue funzioni. Però noi confidiamo e speriamo, diciamo, di poterlo salvare, lui e tanti altri ragazzi. È rara, ma in Italia malati ce ne sono, come in tutte le parti del mondo, e quindi questo io mi auguro tanto che questo manifesto giri e che veramente riusciamo a raccogliere questi 2 milioni di euro che servono per completare la fase preclinica di questo progetto e cominciare la sperimentazione, il trial clinico anche sui ragazzi. Ecco, è una corsa veramente contro il tempo, perché da pochi anni di vita questa non è una normale, le epilessie sono tantissime e sono tutte che creano grandi problemi, ma questa è di origine genetica, come un gruppo di altre epilessie, però è una delle più gravi, in quanto proprio in pochi anni si perdono un po' tutte le funzioni motorie, diciamo cognitive e così via, e arrivando in poco tempo, diciamo, alla totale inerzia, alla morte, e questo getta veramente nello sconforto. È una diagnosi, quando ricevi questa diagnosi, è una diagnosi di morte. E appunto con questo manifesto che stiamo facendo girare, creato proprio da questa mamma che sta battendo tantissimo per questa malattia, insieme presa a Pasquale e altri genitori, no? Un altro papà che è una ragazza, Aurora, che ha la stessa malattia, che è appena avuta ora, è un'adolescente bellissima. Stanno lottando perché si arrivi presto a chiudere questo progetto e ad iniziare il trial clinico sui ragazzi. Ecco, allora spero che anche voi riusciate a farlo girare e che ci sia questo riscontro importante. Certamente sì. L'unica cosa però che fa veramente capire l'importanza di quello che ha detto Anna Albarello Baschirotto, di questa fondazione, di questa ricerca, e i soldi sprecati che vengono veramente buttati per delle cose che non serviranno a nessuno. Ecco, anche qua i referendum sarebbero da fare quando ci sono tutti questi centinaia di milioni di euro spesi per qualcosa che dici ma serve questo? È possibile un domani cambiare, come dice il professor Gerosa, la piramide, che quando si supera una certa cifra, altro che la separazione delle carriere o le trivelle, che decida il popolo italiano se questi soldi devono essere spesi proprio per questa opera o se invece il popolo italiano vorrebbe spenderli per altre cose. Perché mi sembra che quando intervistiamo le persone, i nostri giornalisti per strada, hanno le idee chiare su quello che va bene o su quello che non va bene. Com'è la politica ascolta così poco? Cioè sotto elezioni il cittadino diventa prezioso, ma diventa prezioso solo il giorno delle elezioni. Dopo si dimenticano di tutto. Prego. Allora, intanto i cittadini vanno poco a votare, la dimostrazione è che alla politica non credono più.
quando abbiamo avuto le elezioni regionali il 44% è andato a votare, quindi sono veramente pochissimi, e già questo è un segnale che il cittadino e la politica sono due mondi molto lontani. Poi, come dicevo prima, questo referendum, ad esempio, sulla separazione delle carriere, era una legge che potevano tranquillamente fare i 2/3 del Parlamento, che sono, ripeto, pagati profumatamente. Ogni deputato porta a casa più o meno, poi in tasca gliene arriveranno di meno, ma insomma più o meno tra benefit e cose di questo genere giriamo ampiamente sopra i 10.000 euro. Penso che abbiano, come dire, uno stipendio mensile importante per poter lavorare ed evitare magari di fare referendum inutili o comunque che i cittadini poco capiscono, ma in realtà questo non succede. Sarebbe bello che ogni tanto, per aiutare queste associazioni, soprattutto sanitarie, che è uno dei temi più importanti per il cittadino, ci fosse qualche norma che tassa, ad esempio, sia i consiglieri regionali, che hanno anche loro dei lauti stipendi, oppure i parlamentari, e così magari sarebbero un po' più produttivi. Lo dico come battuta, ma dico in realtà effettivamente molti soldi potrebbero essere risparmiati, e capisco che ci sono magari poi degli indotti, perché ad esempio anche le Olimpiadi, che sono state molto costose, hanno portato sicuramente nuove strade, attività di tipo economico, però dobbiamo anche considerare che vuoi per l'inquinamento, vuoi per tante cose, purtroppo, o anche per gli studi, diciamo così, della medicina che ha progredito, l'aumento di malattie che non si conoscevano è sempre maggiore, e soprattutto che puniscono, lo dico proprio come termine, soprattutto i giovani che magari sono più fragili fisicamente e subiscono queste malattie rare. Ecco, dovremmo veramente pensare che sia dal punto di vista dei comuni ma anche dello Stato, la voce sanità e la voce sociale dovrebbe avere dei budget altissimi, e su questo bisogna veramente che la politica se ne renda conto. Adriano da Campalto, vai Adriano. Sì, buongiorno. Buongiorno. E anche l'ospite che è l'avvocato, ecco. Volevo dire una cosa, allora, perché io conosco questo avvocato, l'ho visto, è da 20 anni che lo vedo in televisione, che parla, però sinceramente lei ha ragione di parlare in televisione, di esprimersi tranquillamente, però noi cittadini possiamo parlare anche fino a domani, ma alla fine non veniamo ascoltati. Quindi il discorso è questo, no? Perché si fa fatica a mettersi a confronto? Perché se io fossi un politico, ok, la prima cosa che farei, va bene, per la mia semplicità, perché sono stato educato a essere semplice soprattutto con le persone, ecco, e infatti oggi come oggi sono ancora una persona molto richiesta. Adriano, per cortesia mi puoi dare una mano a fare questo? Ma io dico, ma scusa, se ci sono i consiglieri, se ci sono questi, se ci sono stati, perché devo fare io queste cose se alla fine paghiamo della gente profumatamente che dovrebbero veramente ascoltarci e muoverci, e invece alla fine non veniamo nemmeno ascoltati, soprattutto anche dalle municipalità, perché una volta le municipalità dovevano servire, almeno quando un cittadino andava in municipalità, come andavo io fino alle 2 o alle 3 di notte per ascoltare, mi portavo un quaderno, una penna, perché dico, può darsi che sia io ignorante, che non capisca, dico, perché se sono andato a scuola, vuol dire che a scuola mi hanno insegnato 2 più 2 fa 4, però qui abbiamo, va bene, delle persone politiche che non ci vogliono ascoltare, c'è poco di farsi belli quando si va in televisione e dopo alla fine non siamo capaci di ascoltare le cose essenziali delle persone, le cose minime e semplici. Per dirle, questa mattina fresca ho preso il 19, va bene signora? Allora ho visto una maestra che caricava sul pullman, dico, 30 bambini, e noi che siamo anziani dovevamo stare in piedi perché il pullman era carico. Allora mi chiedo, ci sono i furgoni gialli, va bene, che viaggiano a vuoto,
va bene? Non si potrebbe benissimo prendere questi pullman e darli alle scuole quando si muovono quei bambini per andare da una scuola a un'altra, per un ritrovo, quello che è, punto esclamativa? Allora dico, qui c'è qualcosa che non va, ma non va non dalla parte dei cittadini, proprio dalla parte vostra, perché parlate, ma alla fine quando vi si chiede qualcosa, ma non ci sono soldi, ma non c'è questo, ma per voi c'è sempre tutto. Allora vi dico, scusa un attimo, o se no per gli industriali, o per gli artigiani, o per i ristoratori, no? Però per noi poveri cittadini, come ha detto la signora Mirella, siamo solo validi ogni 5 anni. È ora di smetterla di trattarci come stupidi, perché noi non siamo stupidi, siamo esseri umani che quando voi ci chiedete ogni 5 anni i voti, è per quello che la gente non va più a votare. Cosa vado a votare? Mi dica lei, vado a votare chi? Che non mi ascolta, non sa neanche risolvere un problema stupido. Io ho dimostrato nei miei 20 anni di lotte che io da solo sono riuscito a fare tante cose. Trovo vergognoso, lo studio dovrebbe migliorare la società, non peggiorare la società. E invece questi ultimi anni abbiamo trovato dei politici abili, ingordi, egoisti, persone che addirittura pensano solo a loro stessi e non a noi, cittadini. Noi non siamo bestie che ogni 5 anni dobbiamo venire a votare. È vergognoso questo. Ditelo a tutti i politici che siete qui nel Veneto. Perché neanche quello presidente della regione che c'era prima l'ho invitato a venire a visitare di Laso Laguna. Va bene? Ah, deve arrangiarsi col comune. No, tu sei presidente, dovresti anche tu interessarti sui paesi piccoli. Perché questa è la realtà. Perché la gente non va più a votare. Chi votiamo? Mi dica. Vieni ogni 5 anni, pensa che non vengono mai da me quando vengono in villaggio Laguna. Perché? C'è un motivo. Perché sanno che li mando a quel paese. Sono vergognosi. Grazie caro, grazie. Abbiamo sentito anche questa voce di Adriano da Campalto. Allora come chiudiamo, avvocato Tocchetto? Beh, allora io penso che Adriano da Campalto abbia sicuramente molte ragioni. Allora, io specifico che sono una consigliera comunale, più o meno penso di prendere 1.500 euro in un anno, e i consiglieri comunali, soprattutto di opposizione, sono prevalentemente, fanno volontariato. Io, come dire, me lo posso permettere perché essendo una libera professionista, se stamattina sono qui in trasmissione, probabilmente stasera lavorerò fino alle 11 in studio, ma noi facciamo molto volontariato. Però che i politici, quando vanno a chiedere poi i voti, poi non rispettino quello per la quale chiedono i voti, questo in parte ha ragione. Poi la gestione del pubblico è una cosa molto complicata. Nel caso per esempio dei pulmini, io capisco che lei dice non ci sono soldi, ma effettivamente a volte non ci sono soldi e quindi non è possibile magari organizzare spostamenti di ragazzini e bisogna farlo con i mezzi pubblici. La politica è una cosa molto complicata. Io dico sempre a tutti: provate, candidatevi, andate nei consigli comunali, cercate di fare qualcosa per la vostra comunità e magari essere anche da pungolo da quelli che hanno apicalità molto più forti, cioè sono in consiglio regionale, sono in Parlamento, che hanno possibilità di essere dei legislatori e fare delle leggi buone e sono anche pagati giustamente per le loro responsabilità. Ecco, a loro secondo me va, come dire, posto la questione di essere più vicini al territorio, perché i consiglieri comunali le posso assicurare che vicino al territorio ci sono sicuramente. Luigi da Padova, vai Luigi. Buongiorno avvocato o avvocatessa? Ma quello che vuole. Antonella. No, se ha un titolo la chiamo avvocato. Vabbè. Prego Luigi. Detto questo, il problema di questo paese di risorse, e quelle risorse che noi abbiamo devono essere spese bene. Mi spiego. Noi abbiamo fatto in questo paese una riforma che secondo me è importante, però è stata scritta non con le mani, con qualcos'altro. La riforma sanitaria. La riforma sanitaria ha
dato la possibilità alle regioni questa sanità. Il problema che è venuto avanti è stato devastante, ma la politica se n'è accorta dopo 11 anni. Dopo 11 anni la politica si accorge che i conti sono fuori controllo. Cioè, c'è una spesa sanitaria immensa, però i risultati finali poi di questa spesa sanitaria sono mediocri. E che allora cosa fa la politica? Fa una legge speciale, commissaria le regioni più esposte, le obbliga a rientrare dello sperpero che è stato fatto, e questa per me è stata una cosa molto importante. La quasi totalità delle regioni del sud sono state commissariate per 10 anni, la nostra regione non è stata commissariata, però ha dovuto rientrare quasi di 1 miliardo di euro. Il risultato, anche per la nostra regione, è stato quello che per un periodo di tempo hanno tagliato ospedali, a Verona, Asiago e compagnia cantante. La sanità in tutti questi anni è stata sofferente. Malgrado tutto, malgrado i 10 anni di commissariamento, le regioni del sud non sono riusciti a dare ancora oggi quell'impulso necessario per avvicinare il costo pro capite alle regioni del nord. La domanda che molti giornalisti non hanno mai fatto, soprattutto ai presidenti delle regioni del sud, è quanti vi servono per avere una sanità per i vostri cittadini più o meno uguale a quella del nord? E allora lì cadrebbe tutto, perché al di là del fatto che vadano quelli di destra o quelli di sinistra o quelli di sopra o quelli di sotto, da quelle parti lì non succede mai niente di positivo. È difficilissimo che succeda qualcosa di positivo. Lo sperpero c'è da qualunque parte. Sono cavalli che corrono, partono, corrono, arrivano, magari c'è quello che arriva primo, quello che arriva secondo, quello che arriva terzo, ma non si può mandare risorse in certe regioni quando i cavalli rimangono fermi al palo, perché allora, oltretutto, vuol dire che noi qui al nord ci abbiamo scritto Giocondo sulla fronte ed sarebbe ora di finirla, anche perché gli abitanti del sud, uguale a quella del nord, non avere più soldi. Se qui si spendono meno soldi, devono fare di necessità virtù anche al sud. Grazie, devo chiudere perché ho già forato. Comunque chiamaci ancora, poi nella seconda parte avremo anche il dottor Daniele Frezza, un otorino, parleremo di acufene, perciò un tema molto importante, parleremo di sanità, perciò grazie anche a questo telespettatore, a Luigi, che ha chiamato. E come ci salutiamo, Antonella, velocissima? Intanto andate tutti a votare perché è importante, il voto è uno strumento molto molto importante, in tanti paesi non si può votare, quindi ben venga, e attendiamo poi i risultati lunedì e spero che ci siano comunque tante persone che utilizzano lo strumento del voto, che al di là di quello che hanno detto prima è comunque uno strumento di democrazia. Anna Albarello Baschirotto, velocissima, sì. Un saluto. Sì, ti ringrazio tantissimo cara Mirella, e ringrazio anche Maria Antonella, sono convinta che si debba investire sempre molto di più in ricerca, quindi il mio appello è: investiamo in ricerca, doniamo per la cura di questa malattia di Lafora e per altre malattie genetiche. Ecco. Grazie alle per oggi è questo, ci sarebbe molto da dire, ma ci rimettiamo qua. Grazie, pubblicità. Io sono veramente contenta di avere questa mattina il dottor Daniele Frezza, otorino, ma parleremo di una cosa che a voi interessa tantissimo, l'acufene, ma soprattutto cosa si è fatto e cosa potete fare, perché è stato aperto un ambulatorio specifico
per questa patologia, per una patologia, questo fischio nell'orecchio che non passa, che ti fa andare via di testa, però la ricerca, la scienza e anche la tecnologia hanno fatto passi da gigante. Sentiremo il dottor Frezza. Però saluto anche Giorgia Pellin, cantante, anche lei non si sa mai, meglio prevenire prima di curare, l'acufene possa arrivare anche a queste figure, a questi musicisti. Allora, dottor Frezza, partirei proprio con lei, una cosa importantissima, questo centro che avete aperto, prego. Ma allora, grazie dell'invito, è un piacere essere sempre qui con voi. Sì, il 5 di febbraio, quindi poco più di un mese fa, con l'allora direttore generale dottor Benazzi e oggi abbiamo un nuovo manager, l'ingegner Giancarlo Bizzarri, che salutiamo e che gli auguriamo un proficuo lavoro in un'azienda sicuramente di eccellenza dove io lavoro con grande soddisfazione. E ecco, abbiamo aperto questo ambulatorio dedicato all'acufene. Io dirigo una struttura di chirurgia dell'orecchio, quindi tutto il giorno lavoro all'interno dell'orecchio e molti pazienti, e questo a noi era noto, sono circa il 15% della popolazione, soffrono di questo sintomo, che non è una patologia, è un sintomo, questo lo dobbiamo dire. E questo sintomo ovviamente può durare da anni o essere recente. Noi ci occupiamo soprattutto dei pazienti che hanno questo sintomo e quindi acufeni, intesi come ronzio, fischio, ticchettio, da un periodo abbastanza lungo. Ecco, questa è la prima cosa da dire. Cioè, se compare un acufene da qualche settimana si può anche aspettare e vedere di capire se questo sintomo perdura. E a quel punto è opportuno visitare il paziente e condurlo in un percorso nuovo che noi abbiamo strutturato con ormai 2 anni di studi con un professore di Palermo, il professor Aldo Massina, che saluto e ringrazio di questa collaborazione, perché abbiamo capito molte cose che prima a noi francamente non erano del tutto chiare. Dottor Frezza, da cosa dipende secondo voi che all'improvviso arriva questo ronzio? È il modo di lavorare, i rumori eccessivi? Cosa vuole dire? Perché tutto è un inizio. Allora, innanzitutto questo sintomo può nascondere anche delle patologie importanti, quindi non va sottovalutato se persiste per un periodo diciamo superiore ai 6 mesi. E può avere un'origine legata alla patologia dell'orecchio, quindi effettivamente anche a disturbi uditivi, direi quasi il 50%. Quindi i pazienti che hanno una sofferenza del recettore della coclea che richiede o interventi chirurgici, ecco, che noi ovviamente facciamo e siamo in grado di garantire, o terapie mediche, oppure esposizioni professionali, hobby, eccessi legati anche alla musica, a determinate situazioni, ecco, in quel caso può innescarsi questo acufene, questo sintomo. Però la novità, e l'anticipo, poi magari entriamo meglio nel dettaglio, è che l'acufene non è un sintomo che è relativo e riguarda l'orecchio, ma è un disturbo del cervello. Questa è la grande novità. Quindi noi siamo sempre di più, il chirurgo dell'orecchio e chi si occupa di orecchio, legati a un binomio indissolubile tra quello che noi percepiamo attraverso l'orecchio, che attenzione è l'organo di senso più importante per il cervello, addirittura più della vista. Perché il cervello funzioni bene, il paziente deve sentire bene. Quindi questa situazione in cui l'acufene, che è un sintomo, si sviluppa come disturbo del cervello, è l'ambito su cui noi stiamo svolgendo i nostri studi e la nostra attività clinica. Quindi l'ambulatorio si occupa in maniera cosiddetta olistica dello stato di salute del paziente. Quindi il paziente viene visitato, viene fatto un test, e questa è la prima novità. Questo è il test che viene somministrato al paziente, si chiama THI ed è un test di 25 domande mescolate fra loro sulle ricadute che questo acufene determina nella qualità di vita, nei rapporti lavorativi, nel sonno e quindi da questo questionario noi immediatamente con la stratificazione in gradi, da grado 1 a grado 5, riusciamo a capire l'entità dell'acufene e a indirizzare quindi
il tipo di strategia terapeutica che dobbiamo adottare. Si può arrivare anche a un intervento? Allora, se la causa è relativa a una patologia dell'orecchio che va trattata con un intervento, assolutamente sì. Ma faccio un altro esempio, poi credo abbiamo anche un filmato sull'impianto cocleare. Sì. Dalle recenti linee guida nazionali del 2024 dell'otorino italiana, che ovviamente riporta quelle americane o di altri paesi, nel caso in cui il paziente abbia un acufene invalidante e abbia una perdita d'udito molto importante in un orecchio, si chiama single side deafness, cioè sordità monolaterale, noi in quel caso abbiamo come indicazione l'impianto cocleare per controllare l'acufene. Quindi quello che lei ci sta dicendo è centratissimo, cioè oggi la nostra strategia terapeutica è utilizzare vari ambiti, tra cui anche quello chirurgico, laddove ovviamente è opportuno intervenire chirurgicamente. Ma allora non andiamo solo. a vedere questo, dobbiamo correre perché purtroppo il tempo è tiranno, questo video di questo impianto, e poi sentiremo cosa ne pensa anche Giorgia Pellin, cantante, perché riguarda anche lei, soprattutto se diventerà una cantante famosa. Facciamo prevenzione, Giorgia. Allora andiamo a vedere il servizio. E se il futuro dell'ascolto stesse per cambiare? E se il tuo ascolto potesse evolvere insieme a te? Pronto ad accedere alle tecnologie future per aiutarti a sentire ciò che conta? E se ci fossero ancora più modi per connettersi? Senza perdersi niente, giorno e notte. E se avessi accesso a un'assistenza personalizzata e pratica, sapendo che sarà la stessa sia oggi che domani? E se ci fosse un impianto così smart già pronto per il futuro? È arrivato il primo sistema di impianto cocleare smart al mondo. È il futuro dell'ascolto. Disponibile oggi. Come funziona il sistema Cochlear Nucleus? Il sistema Cochlear Nucleus sostituisce le parti dell'orecchio interno che non funzionano. A differenza di un apparecchio acustico che solo amplifica i suoni, il sistema Cochlear Nucleus funziona per rendere i suoni più chiari, in modo che sia più facile capire le conversazioni. Si compone di due parti che lavorano insieme, l'impianto cocleare e il processore del suono. Il processore del suono viene indossato all'esterno dell'orecchio e può essere indossato dietro l'orecchio o posizionato sulla testa. Il processore del suono è connesso all'impianto, che si trova sotto pelle. L'impianto è collegato a un elettrodo, posizionato nella coclea dal chirurgo. I suoni vengono captati da due microfoni sul processore del suono e trasmessi all'impianto, dove vengono convertiti in segnali, che vengono inviati alla coclea, attraverso l'elettrodo e interpretati dal cervello come suoni. Il sistema Cochlear Nucleus Nexa è il primo impianto cocleare smart al mondo con memoria interna. Ciò significa che le tue informazioni d'ascolto personali sono conservate in modo sicuro nell'impianto stesso. Così le puoi avere sempre con te, ed esse sono facilmente trasferibili a qualsiasi processore del suono Nucleus Nexa in futuro. Sarà sufficiente semplicemente indossarlo e sarà pronto. Allora, Giorgia Pellin, dopo aver visto questo servizio, poi capiremo anche chi è Giorgia, ma a me piace sentire anche i giovani cosa ne pensano, voi che siete anche molto tecnologici rispetto ai diversamente giovani. Ecco, da questo servizio cosa hai imparato, ad esempio? Allora, intanto buongiorno e grazie per avermi invitato. Diciamo che i giovani utilizzano tanto le cuffie e tengono il volume altissimo perché si sente anche in modo esterno e viene fuori anche nei cellulari che si dovrebbe abbassare, però non lo fanno. Secondo me è meglio prevenire e sì, meglio non arrivare a interventi e comunque usare apparecchi, secondo me. Ma secondo te adesso, Giorgia, sì, quello che hai visto è una cosa che vi intriga, avete piacere, sì, siete curiosi di capire, sì, oppure pensate di essere sopra le righe, tanto a noi non interessa, siamo giovani, no. L'hai detto tu, non abbassiamo il volume anche se sappiamo che ci fa male, sì. Perché alzate sempre l'asticella? Si parla in generale, sai Giorgia, non parlo mica, alzate sempre l'asticella su quello che può farvi male, l'alcol, il fumo, il suono. Perché secondo me molti giovani pensano che non sia reale finché non lo vivono. Quindi
la vedono come una cosa superficiale. Quindi non mi tocca. Cioè, a me si tocca tantissimo come cosa e penso che sia molto importante, infatti la musica non la tengo mai altissima, però penso che tutti i giovani, se c'è qualcuno che sta guardando, dovrebbero imparare a stare più attenti. Sentiamo Luca, ciao Luca. Buongiorno. Buongiorno. Io ho 60 anni, sono una batteria da 40 più o meno e mi hanno diagnosticato un acufene nel 2018 circa. E volevo capire se ci fossero appunto dei metodi, dei sistemi o qualche cura particolare per risolvere il problema. Grazie Luca, sentiamo il dottor Frezza, poi torniamo da Giorgia. Prego, dottor Frezza. Ma allora assolutamente sì, le cure esistono, però prima bisogna fare una diagnosi, cioè bisogna evidenziare di che tipo di problema stiamo parlando, fare un esame audiometrico, fare un test come avevamo detto, fare un esame audiometrico, perché almeno il 50% dei pazienti che ha acufene ha una problematica legata all'orecchio. E poi individuare quali sono i fattori di rischio che, come dicevo, possono coinvolgere il cervello in una situazione di stress ossidativo, quindi c'è una neuroinfiammazione del cervello. Ne cito alcuni che così siamo più precisi: la pressione alta, il diabete, il colesterolo, il sovrappeso, la scarsa attività fisica, i disturbi del sonno, gli eccessi di inquinamento acustico, inteso, come diceva Giorgia, anche nell'utilizzo di un eccesso di musica ad alto volume per lunghi periodi, fanno sì che la coclea vada in sofferenza e quindi quel rumore, o anzi quella musica che noi consideriamo bella, piacevole, filtra attraverso i sistemi emozionali del nostro cervello, il talamo, il sistema limbico, l'amigdala, entra nelle cosiddette cortecce cerebrali dove noi abbiamo la memoria e diventa un sintomo distorsivo, cioè rimane e comincia a farsi sentire tutto il giorno, oppure a fasi, oppure di notte in qualche momento. Ecco, quindi tornando a Luca, mi pare, no? Sì. Alla persona che ci ha chiesto che cosa fare, è opportuno fare una visita e capire il problema, fare alcuni esami e da lì dare dei suggerimenti che oggi, ripeto, riguardano non solo l'orecchio, ma anche il cervello, gli stili di vita, e quindi è una sorta di campanello d'allarme anche di altre situazioni. Ecco, dico già e anticipo che oltre all'impianto cocleare che avete visto, che è una soluzione per pochi in alcune condizioni, la soluzione che noi troviamo frequentemente è quella che un abbassamento d'udito richieda una protesi anche tradizionale o altri presidi senza arrivare all'intervento chirurgico. Allora, vediamo anche queste immagini che abbiamo di questo intervento. Parlo alla regia. Ecco, qui cosa stiamo vedendo, dottor Frezza? Ma qui non ricordavo voi aveste questa immagine, è bella, sono a Innsbruck, nella sede della Medel, che è un'altra azienda al pari di Cochlear che abbiamo visto dell'impianto cocleare, che produce impianti cocleari e protesi osteointegrate, e stiamo simulando il posizionamento di una protesi nuova finalizzata appunto a risolvere i problemi uditivi. Questa è una parte del team, l'audiometrista e la coordinatrice dell'ambulatorio con cui lavoro, che salutiamo, certo, che sono preziosissime. Oggi i risultati ovunque, ma soprattutto in medicina, nelle organizzazioni complesse, si raggiungono solo avendo squadre di professionisti che ci affiancano. Ecco, voglio ricordare che il progetto dell'ambulatorio degli acufeni, qui vediamo una protesi osteointegrata simile all'impianto cocleare che abbiamo posizionato ormai in numerosi pazienti, estremamente efficace,
con interventi, una ne ho fatta anche ieri peraltro di queste, con interventi molto veloci. Il paziente è già andato a casa stamani, ecco, quindi per dirvi che questo tipo di attività si fa abbastanza comunemente. Ecco, no, ci tenevo, Mirella, a dire una cosa che non abbiamo accennato. L'acufene può avere anche una competenza non solo dell'otorino. In particolare il maxillofacciale, quindi abbiamo il primario dottor Luca Guardanardini che con me lavora a Treviso, io dirigo una struttura di orecchio e lui la maxillofacciale, ecco, viene in nostro aiuto laddove ci sono dei disturbi dell'articolazione temporomandibolare della muscolatura del volto che coinvolgono il paziente in situazioni delicate che possono far generare l'acufene. Quindi in alcuni casi noi chiediamo anche la collaborazione del maxillofacciale. Da non ultima, ecco, il Dipartimento di Psichiatria e Psicologia Clinica, perché nel caso in cui l'acufene arrivi, come dicevamo, a un grado 5, intriga sto foglio, ecco, nel caso in cui l'acufene arrivi a un grado 5, cosiddetto catastrofico, ed è il paziente che ce lo dice, noi chiediamo un supporto al collega psicologo, psichiatra, non inteso come necessità di curare malattie gravi, ma perché si crea uno stato d'ansia che mantiene l'acufene, ne fa aumentare la sua importanza e crea sempre più disagio al paziente. Quindi noi lavoriamo in maniera coordinata con gli altri specialisti, perché oggi, tornando al concetto di team e di squadra, questo è il modo ovviamente necessario, soprattutto in aziende di eccellenza come l'ospedale di Treviso, dove io lavoro. Perciò, dottor Frezza, lei dice, come altri, che c'è sempre bisogno di una squadra. Assolutamente. Ognuno col suo sapere, con la sua competenza, ma più squadre più riescono a capire l'importanza di quello di cui si sta parlando. Allora, Giorgia, cosa vuoi dire? Tu speri di diventare una cantante famosa, come mai hai scelto questa strada, da dove parte l'inizio? A me piace cantare, io diventerò forse in futuro una brava cantante. Allora, Quando hai iniziato? Io fin da piccolina, c'è anche un video di io da piccolina che ballavo, perché mio papà io sempre... non ho nessun video. No, nel senso, esiste un video di io da piccolina che ballavo perché mio papà mi ha sempre fatto ascoltare tanta musica. Infatti mi dicono sempre che io ho sempre ballato, ho cominciato prima a ballare che a camminare. Poi ho sempre suonato chitarra, poi ho dovuto smettere perché ho avuto un infortunio al polso e non sono più riuscita a suonare. E nel 2016, quindi ormai da 10 anni, ho intrapreso questa scuola di canto e sto cominciando anche a suonare la pianola. Quindi è una cosa che è sempre stata nella mia vita grazie ai miei genitori. Io ti ho abbinato al dottor Frezza perché è importante capire anche l'importanza dei suoni. Sì. Quanto può far male anche un suono se non rispetti. Ecco, tutti dei gradi che veramente voi tentate sempre di superare, non so il perché, questo alto volume. È proprio il modo che voi avete, il modo di vivere, dove voi frequentate, dove voi vi trovate, oppure secondo te è una questione anche culturale, soggettiva, anche familiare, se ne parla in famiglia di queste cose? Io non so, ma di cosa parlate voi quando vi trovate? Cioè, sono temi importanti, anche perché poi vediamo molto spesso che voi ci tenete molto all'ambiente. Ecco, allora l'ambiente è anche questo. Ecco, infatti io ti ho messo vicino al dottor Frezza per capire anche l'importanza di fare prevenzione, perché la prevenzione è fondamentale, specialmente con i suoni. Tu poi di suoni ne senti parecchi. Sì. Prego. Diciamo che almeno io penso di essere un po' diversa dai ragazzi della mia età, perché cerco di prevenire tanto e cerco di parlare anche con i miei amici di cose che si possono, diciamo, aiutare nella vita e tutto. A volte non li capisco i ragazzi della mia età, perché anche a volte vedo che fanno tante cose per curare l'ambiente, però non concludono nulla. Diciamo che nella musica sentiamo sempre anche tanti suoni e so che il 30-50% dei cantanti soffre di questa cosa. E anche tipo Piero Pelù, un cantante italiano, nel 2022 ha subito un incidente acustico, appunto con le cuffie. C'è stato un cambio di suono e appunto da quel
periodo ho avuto questo problema. Infatti nel 2025 a novembre era uscito un documentario che io purtroppo non sono riuscita a vedere. Sì, diciamo che quando ci sono dei cambi di cuffie nel palco, anche nelle discoteche, è tanto... Posso aggiungere? Prego, però prima aspetti dottore, se no mi cade la linea. Abbiamo Paola da Padova, poi diamo la parola subito al dottor Frezza. Ciao Paola. Sì, ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo fare una domanda e una considerazione soprattutto rivolta al dottor Brezza. Dottor Brezza... Frezza con la F. Ah, Frezza. Scusi tanto, dottore. Nulla. Mi sono sempre chiesta e mi sto chiedendo come mai l'associazione degli ottorini non insorgono contro queste ristrutturazioni che vengono fatte soprattutto nei condomini, che durano 6-8 mesi all'una, adoperando il martello pneumatico che raggiunge i 140 decibel, che è come un aeroreazione. Sentito questo rumore per giorni, settimane, mesi, poi finisce una ristrutturazione, attacca l'altra, praticamente una povera persona che non ha la possibilità di scappare via o avere altra abitazione, cioè va avanti degli anni sommando le 15-20 ristrutturazioni, con danni ovviamente sia cardiologici, non è solo l'udito, sia del sistema nervoso, perché è un'infiammazione del cervello, un'europatia. Ecco, come mai che sento una parola a proposito di questo, che alcune ristrutturazioni sono accettabili, ma altre tira su parecchi, cambia qua, cambia su, cambia giù, non è umano e di conseguenza ne va di mezzo la salute. Ecco, volevo fare questa domanda. E come mai, altra domanda, viene considerato l'acufene inguaribile all'80% dei casi nella maggior parte degli specialisti. Grazie mille. Grazie a te Paola. Prego dottor Frezza. Allora partiamo dalla seconda domanda. Allora non è inguaribile, però per non creare finte illusioni anche noi nel nostro ambulatorio diciamo subito al paziente che il percorso è finalizzato a ridurre l'acufene e a renderlo accettabile nella qualità di vita. Dopodiché in alcuni casi il paziente ci viene anche a riferire a distanza di tempo che non lo sente più, però l'illusione di dire siamo in grado di far sparire l'acufene da me non l'avrete, perché vogliamo essere seri nel mantenere questo rigore anche scientifico e metodologico. Sulla prima cosa che lei dice ha perfettamente ragione, perché l'associazione degli ottorini non l'abbia fatto, lei mi pone una domanda, non lo so, ma diciamo che qualsiasi esposizione a rumori perduranti per più di 8 ore superiore ai 100 decibel crea un potenziale danno alla coclea. E quindi il tema è, così come per una persona che sta in una linea di volo, in un'azienda metalmeccanica, in un cantiere in costruzione e non solo in ristrutturazione, che il datore di lavoro e chi in questo caso progetta la ristrutturazione credo abbia anche la responsabilità delle ricadute che quella ristrutturazione può determinare nelle persone che vivono all'interno di quell'abitazione. Quindi signora, il mio consiglio è, se dovesse ancora accadere, più che all'ottorino che può darle dei consigli, io mi rivolgerei all'azienda o in quel caso all'amministratore del condominio, a chi ha un compito di governare i processi di ristrutturazione, ponendogli il quesito che vengano svolti i lavori in modalità tale che non creino dei danni oggettivi alle persone coinvolte, in questo caso magari il vicino di casa o se si abita al di sotto del piano che viene ristrutturato o quant'altro. Perché io credo che alcuni lavori possono essere anche concentrati in poche ore, consigliando alla persona che magari è vicina di allontanarsi fin tanto che quelle operazioni avvengono. Ecco, questo è un meccanismo che può valere in qualsiasi condizione. E poi è chiaro che invece se parliamo del soggetto esposto al rumore, è assolutamente necessario utilizzare le cuffie,
mentre i tappi dentro l'orecchio non sono sufficienti, perché il suono viene propagato anche dall'osso della teca cranica, quindi in ogni caso mettere un tappo nell'orecchio può non essere assolutamente sufficiente. Allora, visto che parliamo molto in questa trasmissione di prevenzione, come prevenire? Lei prima ha fatto degli esempi, l'acufene è dovuto anche al nostro comportamento quotidiano, ad esempio ho citato la pressione alta, il colesterolo, ecco, come fare allora per prevenire? L'attività fisica fondamentale, siamo diventati molto pigri, ci muoviamo poco, per fortuna che anche con la nostra trasmissione e soprattutto con le nostre televisioni di media nord-est, questa ginnastica dolce anche per i diversamente giovani, questo movimento che puoi fare a casa tranquillamente è fondamentale. Ecco, allora cerchiamo, chi ha la pressione alta, il colesterolo alto, ecco, cosa consiglia, dottor Frezza? Allora, noi non solo stiamo attenti a questi aspetti, ma all'interno del referto della visita per l'acufene, stratificando il rischio, il paziente gli viene misurata la pressione, in più di qualche caso il paziente non sapeva di avere 100 o 110 di minima. Quindi l'acufene è stato il campanello d'allarme, mandandolo immediatamente dal cardiologo o dal medico di famiglia, perché è chiaro che una pressione a quel livello può anche comportare situazioni gravi. La minima, ha detto il dottore. La minima, esatto, di emergenza. Oppure nel momento in cui il paziente, con tutto rispetto, si siede davanti a noi e si vede che ha un BMI, cioè un indice di massa corporea da dire che purtroppo è obeso, è chiaro che l'acufene trova già lì una delle determinanti, perché il sovrappeso eccessivo vuol dire inabilità o comunque riduzione dell'attività fisica, pressione alta, colesterolo, diabete. Quindi questi fattori anche nel mondo dell'acufene vengono studiati e vengono consigliate le strategie per ridurli. Ad esempio noi indichiamo, io sono molto, avendo anche una specialità in igiene e medicina preventiva, questo tipo di attività lo svolgo con competenza e attenzione, perché indicare al paziente nella ricetta di fare 3 ore di attività fisica aerobica alla settimana, camminata veloce, bicicletta, nuoto, eccetera, 3 volte alla settimana. Almeno 3 volte, di un'ora o un'ora e mezza. Poi dopo i 55-60 anni è necessario fare anche un'ora di attività di palestra o attività cosiddetta che consenta di migliorare la forza muscolare, perché dopo una certa età la capacità muscolare si riduce, i muscoli si riducono di volume e di consistenza, e noi attraverso la dieta proteica più che con i carboidrati e l'attività fisica ricostituiamo la massa muscolare, che ci serve per la stazione eretta, per evitare le cadute, per continuare a camminare, essere abili, agili e continuare a vivere nel migliore dei modi, ma soprattutto con un cervello che funziona, perché dobbiamo sentirci bene per farlo funzionare bene. Più il sangue circola, più movimento. Questo certamente sì, riducendo la neuroinfiammazione, ma anche facendo sì che il paziente, se ha disturbi uditivi, gli vengano corretti e venga quindi a ripristinare una buona funzione uditiva, riducendo l'acufene. Allora, ho detto che questo foglio mi intrigava perché ve lo leggo così a casa. Ecco, vi intrigo ancora di più. Attenzione se volete prendere la penna, così scrivete il sì e no a quello che Mirella vi leggerà, perché penso che sia molto importante capire, come ha detto il dottor Frezza, magari non penso di avere la pressione alta, certo, la minima specialmente, magari ce l'ho. Allora, in attesa che voi prendiate la penna... O magari credo di sentirci bene perché mi sono adattato, invece non sento bene. Perfetto, allora prima di leggere questo foglio che Mirella intriga tantissimo, perché è molto importante, ci sono delle domande veramente intriganti che non avrei immaginato. Giorgia, cosa vuoi dire? Ecco, queste cose, queste novità, ma che sono novità per il bene, per la salute pubblica, sono fondamentali. Cosa vuoi dire? Ti interessano, ti intrigano, hai voglia di essere ancora più curiosa, andresti a visitare ad esempio questo centro di cui si parla, che è molto importante? Io sì, perché comunque essendo anche musicista è rischioso, quindi sì, è meglio prevenire prima che sia troppo tardi, e penso che tutti i musicisti, o comunque tutti in generale, dovrebbero farlo.
Bisognerebbe a capire. Prego. Infatti abbiamo avuto sia un'attrice famosa, di cui non posso far nomi, di recente, e proprio giorni fa un musicista della Fenice che suona l'oboe, con un acufene persistente, insorto qualche anno fa, la moglie violinista, ecco, quindi professionisti della musica che soffrono di acufene, ovviamente in un ambiente dove gli stimoli sonori superano sicuramente il livello di guardia, e non è che possiamo dirgli eviti di suonare, dobbiamo cercare di trovare una soluzione adeguata. Dottor Frezza, che penso forse invitare anche i ragazzi a frequentare, a vedere anche la nuova tecnologia, loro sono molto attratti dalla tecnologia, tanto è vero che ho avuto ospite proprio una settimana fa il cardiochirurgo, il professor Cillo, il quale veramente ha sorpreso anche lui la richiesta di 40 ragazzi di entrare nelle sale operatorie, ad esempio. Non avrebbe immaginato, perciò è un bel segnale, vuol dire che volete essere intrigati, volete toccare con mano, che mi sembra che tante lezioncine a scuola, ma i risultati non li abbiamo. Forse dopo la scuola volete qualcos'altro, essere intrigati di più, o sbaglio, Giorgia? Sì, dopo la scuola di certo si apre di più un mondo. Da vedere, da toccare? Sì, secondo me a volte i ragazzi non vogliono prevenire perché hanno paura anche di vergognarsi con gli amici, di ammettere di avere il problema, sinceramente. Prego, prego. No, ci tengo a dire, quello che dice Giorgia è molto importante. Io ho visto un ragazzo di Mestre, avrei anche un filmato ma per la privacy non si può produrre, di 20 anni, che nel 2023 ha avuto un calo improvviso all'udito, monolaterale, una perdita di oltre metà della funzione uditiva, ed è comparso l'acufene. È venuto da me dopo aver girato alcuni specialisti, e il 9 di febbraio, perché l'ho visto proprio alcuni giorni fa, e ho consigliato a quel ragazzo di mettere una protesi, di fare una terapia con alcuni integratori che utilizziamo per ridurre lo stress, per ridurre la neuroinfiammazione, e a distanza di un mese il ragazzo è tornato da me e mi ha detto: dottore, e soprattutto i suoi genitori, i miei amici hanno accettato che io abbia questo dispositivo. Mi è cambiata la vita perché alla sera torno a casa, non sono più stanco, non ho più mal di testa, non ho più l'acufene, e ho ripreso a studiare volentieri e a giocare a golf, che avevo dimenticato di poter andare a giocare a golf perché non riuscivo più a concentrarmi. Quindi, come dire, è molto importante quello che Giorgia e lei state dicendo, cioè i giovani, se hanno un problema di salute, non devono assolutamente come dire, metterlo in un angolo, ma devono risolverlo, perché ad esempio questo ragazzo stava vivendo malissimo questa riduzione uditiva. È stato in grado di accettare i consigli, anche se mettere una protesi può voler dire far vedere anche ad altri che hai un disturbo, ma ha risolto i suoi problemi. Quindi i giovani, che io vedo, anche una figlia ingegnere che lavora a Milano, e glielo dico spesso, devono mantenersi in buon stato di salute. Quindi se hanno un problema, questo problema deve essere affrontato seriamente, deve essere risolto, perché hanno tutta la vita davanti, e quindi questo fa sì che la salute è il bene più prezioso che abbiamo e dobbiamo tutelarlo, non da anziani ma da giovani e appena il problema insorge. Allora, mi fa molto piacere che lei abbia detto questo, ma ha detto una cosa importantissima. Devi essere accettato dai tuoi amici. Giorgia, vedevo che annuivi con la testa mentre il dottor Frezza parlava. Perché devo essere accettato dai miei amici se ho un problema? Perché devo confrontarmi con loro per capire se loro capiscono il mio disagio reale e mi aiutano? Prego. Diciamo che penso che sia più un problema quando si è a scuola, si vogliono muovere in branco, e questa cosa sparisce dopo la scuola perché non vogliono sentirsi soli, secondo me. Quindi dicono... E poi sinceramente penso che se un tuo amico non accetti quello che sei, il tuo problema non è un vero tuo amico, secondo me. Perciò là riesci a capire anche chi è questo presunto amico, se è proprio un amico, se è qualcos'altro. Infatti il ragazzo che è andato, secondo me, può ritenersi fortunato se i suoi amici l'hanno accettato. Pensi che a un certo punto questi ragazzi
dopo i 18 anni, facciamo così. Anche se adesso ho sentito che li fanno votare per la fusione dei comuni anche i minorenni, forse hanno capito che sarebbe utile sentire anche la loro voce. Non pensi che forse sarebbe utile che iniziassero a essere autonomi anche nella frequentazione di quella che è la sua salute, il medico ad esempio? Perché deve essere accompagnato dalla mamma, dal papà quando ha un problema? Perché non andate da soli? C'è sempre questo genitore che deve accompagnare e fare sport, e poveretto mio figlio. Cioè, ma quando avete intenzione di diventare, parlo in generale naturalmente Giorgia, un po' più autonomi e sgravare questo genitore anche dalla quotidianità, ad esempio al medico di famiglia? Io fortunatamente tocca a ferro girare un po', però quando trovo i giovani sempre accompagnati, dico Madonna, guarda che il malmeotto là, ma cosa fa? Cioè a 20 anni, specialmente il maschio, ne parliamo, a 20 anni uno possibile che non riesca ad andare dal medico da solo, cioè vedi che c'è questa differenza anche tra ragazzo e ragazza. A Mirella non piace dividere perché parlerei di persone più di uomo, donna, ragazzo e ragazza. Però noto questo, cioè questo accompagnamento quotidiano anche su cose che potreste risolvere da soli. Avete paura? Cosa c'è? Ma secondo me la presenza vergogna dei genitori blocca, perché non dici la verità. Perché ovviamente non vai a dire tutto a mamma e papà. Quindi secondo me a volte dicono qualcosa in meno che potrebbe invece aiutare di più. Io cerco sempre di far da sola, perché appunto non puoi sempre dire tutto apertamente. Non saprei dirle perché vanno sempre accompagnati. Questo lo notate? Sì, lo noto anche tipo ai colloqui di lavoro, so che succede. Accompagnati anche al colloquio? A posto siamo. Allora scriviamo. Dottore, vuole leggere lei? Ma tutto no, qualcosina, dai, dottor Frezza, perché allora, è intrigante sta roba. Ci sono 25 domande, vediamo quale è. Tutto, ma per esempio a causa dell'acufene ti è difficile concentrarti, ti senti disperato a causa dell'acufene, hai problemi ad addormentarti? Che rispondono sì o no? Poi senti di avere una terribile malattia. Ecco, ovviamente sono tutte domande che sono combinate fra loro su 3 scale: la scala emozionale, la scala di qualità di vita e la scala, come dire, dell'ansia. Ma se uno risponde più sì, cosa vuol dire? No, allora se risponde sì gli si dà un punteggio di 4, se risponde qualche volta gli si dà un punteggio di 2, se risponde no è 0. Alla fine si fa la somma. Il grado 1 è meno di 16, il grado 2 è da 18 a 36, vabbè, poi non sto qui a esagerare nei numeri, il grado 5 arriva da 78 a 100. Quindi noi con questa scala riusciamo a capire e a percepire quello che Giorgia diceva, cioè il paziente, soprattutto giovane, fa fatica a raccontarti tutto. Andiamo ad esplorare con questo questionario 3 aree della sua persona. Quella emozionale, quella della qualità di vita e quella dell'ansia e dello stress, che è uno dei motivi per cui il paziente può avere l'acufene. Cioè io ne ho visti parecchi, per inciso questa apertura dell'ambulatorio ci ha generato una valanga di richieste all'ULSS di Treviso che stiamo ovviamente a cui stiamo cercando di dare la risposta, facendo ambulatori aggiuntivi, operando molto col mio collega il dottor Ronzani, e quindi stiamo dandoci da fare. Però ecco, in questo modo noi riusciamo a far emergere delle situazioni spesso anche legate allo stress. Ieri o l'altro ieri è arrivato un imprenditore dove sono emerse problematiche tutte lavorative, che hanno sicuramente generato per lui uno stress importante, da cui ne è nato e persistito un acufene che è diventato un serio problema. Alla domanda io gli ho chiesto: ma ha soluzioni diverse lavorative? Ha una strategia diversa? Perché ecco, può anche essere un campanello d'allarme su come tu stai affrontando la vita e le difficoltà che sappiamo che può presentarci.
Giorgia, trovo interessante questa oretta che ormai è già passata, abbiamo passato assieme, per quanto riguarda anche la vostra salute, magari tu queste cose non avresti mai immaginato di sentirle, di fare anche prevenzione con i tuoi amici, dire sai che sono stato a Sveglia Veneti, c'era il dottor Frezza, perché non andiamo a trovare il dottor Frezza, magari previo appuntamento che non sia in sala operatoria, perché bisogna anche che forse il profumo dell'ospedale, io lo dico sempre, è un profumo diverso dal profumo della strada. Da toccate con mano tante realtà, dove la felicità, la disperazione, la tecnologia, la ricerca, il mondo del volontariato. Forse, come l'ho detto al professor Gerosa, che mi ha dato ragione, aprire più di ospedali. Tanto è vero che lui ha detto: Mirella, se qualcuno le dice lo facciamo già, lei risponda che ho detto io, non facciamo abbastanza. Ecco, questa apertura anche verso questo mondo che voi vi ostinate forse a frequentare poco, avete paura, ecco, della malattia, l'hai detto più, e soprattutto non donate, 18 anni, sulla carta d'identità la donazione è messa pochissimo. Cosa ne pensa? Ma per paura, per poca conoscenza, proprio culturalmente non ci siamo, avreste voglia di essere un po' più stimolati? Cosa dici? Secondo me a volte anche per pigrizia. Pigrizia? Secondo me anche sì. Siete pigri? Io non direi di essere proprio pigra. Ma in generale parliamo? Però secondo me sì. Poi ovviamente adesso, anche grazie a questa esperienza, starò più attenta a prevenzione e ovviamente lo dirò anche ad altri, che magari esternamente può sembrare che ce l'abbiano. Ma posso, Giorgia? Sì. Bisogna che lanciamo un messaggio. Sì. Alla giacca che scivola. Bisogna che lanciamo un messaggio. La musica ascoltata in cuffia è già di per sé pericolosa. Perché? Attenzione. Perché se io ascolto una musica con un diffusore in un ambiente, ovviamente quella musica si propaga nell'ambiente. Nella cuffia va direttamente sul timpano e sulla coclea. Ha una intensità di volume che giustamente, io lo so, è eccessiva, e quindi è un'esposizione sonora a bersaglio troppo prolungata nel tempo e con un eccesso. Quindi ai giovani, quando vengono da me in studio, in ambulatorio, dico: riducete al massimo l'uso delle cuffie, senza poi parlare il tema della sicurezza di questi ragazzi che girano per strada con le cuffiette senza accorgersi degli altri rischi legati alle macchine, al treno, alla circolazione, eccetera. Quindi la cuffietta può essere utile in poche situazioni, ridurla il più possibile e abbassare al massimo il volume, perché diventa come uno stato di eccitazione lanciare la musica a una intensità tale che però crea un danno, soprattutto se quell'esposizione è quotidiana, dura per anni e dopodiché arrivano e hanno già un calo uditivo. Ma non dovrebbe essere, dottor Frezza, anche una cosa, un'educazione civica che dovrebbe essere fatta anche a scuola, questa qua? Probabilmente sì, diciamo che anche attraverso di lei questi momenti di diffusione di queste informazioni importanti, magari c'è il genitore, il nonno, le persone a casa, ma va data ai giovani, così come, ripeto, quel concetto di prima, cioè la salute è il bene più prezioso che abbiamo, quindi anche il giovane può incorrere in problematiche di vario tipo. Io ovviamente faccio l'otorino e mi occupo dall'orecchio alla gola, ai disturbi, ai seni paranasali, al naso, ma anche lì è meglio intervenire. Se io ho un problema o subisco un trauma al naso, cambio ambito occupandomene e ho una cattiva funzione nasale, non è che dico vabbè, ho subito un trauma, non sto bene, pazienza, devo andare dallo specialista, capire che cosa è successo e farmi indicare qual è la soluzione. Per esempio in questo caso la soluzione è fare un intervento chirurgico di rinosettoplastica, ripristinare la funzione. Se tu lo fai a 20-25 anni poi stai bene tutta la vita. Se hai il danno a 20 anni e fai l'intervento a 50, poi inneschi dei processi infiammatori su cui l'intervento cambia e tu sei stato male 30 anni. Ecco, questo è credo un esempio calzante. Ma proprio calzante. Allora, prima si parlava di integratori, noi non possiamo fare i nomi naturalmente degli integratori, però l'importanza degli integratori, chi è interessato, ecco, chiami l'ULS 2 e vada a visitare, oppure anche a trovare, possiamo cosa? No, possiamo dire, senza citare aziende, quali sono le sostanze che hanno un'azione antiossidativa
e che non essendo dei farmaci possono essere consigliate. Allora esiste una sostanza che si chiama in sigla PEA, che è un antinfiammatorio naturale che è stato scoperto da Rita Levi Montalcini, del premio Nobel, che ha una funzione sul cervello molto importante, quindi la PEA, l'acetilcolina, l'acido alfa-lipoico, queste sono 3 molecole importanti per il cervello. Poi abbiamo tutti i complessi delle vitamine B, D e C, e poi gli acidi grassi omega 3, che sono dei potenti antiossidanti, quelli che troviamo nel salmone, in alcuni pesci o in alcuni cibi. Ovviamente se uno vuole un'integrazione, migliorare il suo stato di salute, si fa consigliare o da un nutrizionista, dal medico di medicina generale o dal farmacista, e può anche integrare la propria dieta. Ecco, poi noi utilizziamo per l'acufene anche delle sostanze che riducono lo stress a base di erbe, in particolare il biancospino, la melissa, il magnesio, ecco queste sostanze. Quindi non sono farmaci, sono integratori, se ben dosati e inseriti in un progetto di cura hanno un'azione importante. Abbiamo risposto anche alle telefonate che erano arrivate perché volevano capire questi integratori, naturalmente i nomi noi non li possiamo fare, se avete piacere andate a trovare questo centro perché veramente è un centro molto specializzato, vale la pena di dirlo, stiamo parlando dell'ULSS 2, un ULSS molto importante, questa famosa cittadella della salute che sempre di più sta specializzandosi in cose che veramente sono utilissime per la salute pubblica, perché dobbiamo atterrare tutti dolcemente, voi un po' più tardi, ma anche voi atterrerete un domani, perciò cerchiamo di atterrare dolcemente e non violentemente, certo. Perché ecco i sintomi che ci sono non sono per niente buoni. Allora Giorgia, come ci saluti? Cosa vuoi dire? Un saluto veloce. Io direi che se ci sono qualche ragazzo, cioè ci sono dei ragazzi giovani che guardano, di non vergognarsi e di prevenire prima di arrivare al limite. E non saprei questo, diciamo, di non vergognarsi, di curarsi, di stare attenti, prevenire, perché so che nelle scuole non insegnano queste cose. Almeno siete quando molto timidi o sbaglio? Fate fatica a parlare, Giorgia? Secondo me fuori le parole. è anche un problema. Vedo io anche con gli studenti che ospiti qui. Sì, è un problema. O parlano tanto, pochissimi, oppure è timidezza, cos'è? Parlate poco? Parlate tra di voi o avuto questi maledetti strumenti che avete sempre in mano? Parlate più, fate parlare lo strumento che voi? No, io di solito all'inizio sono sempre timida, poi comunque mi apro sempre. Ma i tuoi amici, ecco, il mondo giovane come lo vedi? Timido, superficiale, attento? Superficiale. Superficiale. Io invece vedo che siete bravissimi, basta un po' scavare dentro, non è facile. Ecco, bisogna scavare dentro, ma avete una creatività che è incredibile. Le compagnie sbagliate secondo me uccidono tante personalità. Grazie, grazie a Giorgia Pellin. Dottor Frezza, come ci saluta, con quale messaggio? Allora, intanto che è sempre un piacere essere qui con Mirella a questa trasmissione, perché credo sia importante, poi mi arrivano dei segnali, diffondere queste informazioni. Ovviamente occupandomi di orecchio, dirigendo una struttura all'interno dell'ospedale di Treviso, state attenti all'orecchio perché è fondamentale per la buona funzione del cervello e per mantenere in forma il cervello ed evitare purtroppo quelle malattie che avanzano anche nella terza età, che sono spesso, pensiamo, c'è un articolo oggi sulla demenza, 1,5 milioni di italiani ne soffrono e una delle cause è la mancata correzione della perdita uditiva. Ecco, quindi estremamente importante, tra le quali, tra il disturbo nel sentire poco o avere problemi attivi all'orecchio, c'è anche, come abbiamo detto, l'acufene, senza che vi preoccupiate eccessivamente, però va indagato e va capito e va inserito in un percorso, in una strategia terapeutica. Grazie, grazie anche al dottor Daniele Frezza di essere stato con noi, grazie ancora a Giorgia Pellin. Pubblicità. Bene. È veramente un piacere avere il sindaco Francesco Soligo, sindaco di Villorba. Parleremo di tante cose, proprio il ruolo dei sindaci che è fondamentale, l'unico punto di riferimento che hanno i cittadini. Penso da quando escono al mattino a quando rientrano, ecco, non abbiano neppure tempo di respirare, tanti sono i problemi, perché le province ancora non si sa bene
che fine faranno e cosa faranno. La regione è lontana, anche se adesso abbiamo un presidente veramente molto vicino, specialmente al sociale, che è il presidente Alberto Stefani, soprattutto parla di unione, di dialogo, ecco, non polemiche. Mi sembra un buon messaggio, una buona partenza. Cosa dice Sindaco? Visto che anche voi con la regione dovete veramente confrontarvi Dobbiamo spesso. confrontarsi, sì. Intanto buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori, grazie per l'invito a Mirella. Sì, il ruolo del sindaco è un ruolo, come tanti dicono, siamo in prima linea soprattutto con i più fragili, i più deboli, perché laddove non arrivano le associazioni, il comune deve comunque essere, per i più fragili, deve cercare di essere sempre presente. E come si fa? Parlando con i cittadini. Dialogando con i cittadini e coinvolgendoli, perché tante cose veniamo a saperle grazie alle associazioni, grazie alle parrocchie, ma grazie anche al vicino che vede qualcosa che non va. La famosa sentinella. Perfetto. E dopo da lì i sindaci si devono muovere, soprattutto con le persone che non hanno il coraggio di lamentare il proprio disagio. A volte vanno in comuni limitrofi perché si vergognano a esporre i propri disagi, e questo non va bene. Quindi il ruolo che ha un sindaco è quello proprio di essere non un sindaco, ma essere l'amico. E quindi hai bisogno, bene, vieni, ci vediamo in un bar, ci vediamo dove vuoi, però il rapporto deve essere come un amico. E questo noi lo stiamo facendo. Sindaco, una cosa importante che volevo capire è l'emergenza casa, purtroppo che c'è in tutti i comuni, anche voi con le risorse che avete. Io dico sempre che forse siete quelli che sono rimasti con la patata bollente in mano e dovete risolvere tutti i problemi della comunità anche con poche risorse, perché non è che avete tutte queste risorse. Qualcosa vi ha aiutato i fondi del PNRR, però non bastano visto le esigenze. Come mai se anche in tempi non sospetti non si è pensato proprio al problema a casa, a questo problema che ormai coinvolge tutti, compresi i giovani? Adesso si apriranno queste università importanti a Treviso, i comuni limitrofi avranno un valore importantissimo per questi studentati. Cosa ne pensa il sindaco? Come cercherà di muoversi e a chi si rivolgerà? In tempi non sospetti vuol dire che il sindaco ha un mandato di 5, massimo 10 anni per i comuni sopra i 15, quindi quello che non è stato pensato giustamente in tempi non sospetti, adesso bisogna pensarci. E quindi ci stiamo muovendo in sinergia anche con la cintura urbana. Ricordo che Villorba fa parte della cintura urbana come altri comuni del comune di Treviso, per affrontare questa emergenza casa, ma soprattutto per le giovani coppie. Perché è vero che i nostri comuni si stanno spopolando e ci sono sempre meno nascite, perché dobbiamo iniziare e continuare a fare una politica per tenere qua le giovani coppie. Però l'emergenza casa è anche per i più bisognosi, che purtroppo mancano alloggi e alloggi d'emergenza. Noi adesso ne abbiamo 8, ne stiamo ristrutturando altri 2 con fondi propri, quindi anche qui un appello andrebbe anche a chi c'è sopra di noi, alla regione, dateci una mano, perché l'esigenza c'è. Quindi noi come sindaci stiamo facendo il possibile con risorse proprie del comune, sia per il lato sociale e sia per il lato quello delle famiglie che vogliono comunque venire ad abitare nei nostri comuni. Chiaramente lì è un lavoro da fare quanto prima. Quanto importante è, sindaco, avere una squadra che sarebbe la giunta, ma non solo, anche i dirigenti, i tecnici, una squadra che funzioni, una squadra molto presente nel territorio in base anche alle necessità del territorio. È importantissima la squadra. Io faccio 2 riunioni alla settimana con i dirigenti e porto i problemi, veramente quelli sociali. Non sto parlando di urbanistica o di anche viabilità, però i problemi sociali, che sono quelli che ci permettono di fare delle politiche a lungo raggio per affrontare questi temi. E l'esempio che io faccio sempre è questo: bene, ai dirigenti, ma anche ai miei assessori, se uno di noi si trova in difficoltà oggettiva,
cosa fareste? Se dall'altra parte non hai nessuno che ti dà risposte, come ti comporteresti? Ecco, su questo noi stiamo sviluppando veramente un tavolo tutte le settimane, 2 giorni alla settimana, dove affrontiamo questi problemi e fondi permettendo, perché dopo senza i fondi dobbiamo parlare anche di quello. Le idee sono tante e si possono portare a termine solo se poi ci sono anche i fondi a disposizione. Però insomma questa è la squadra. Ognuno di noi deve mettere un pochino del suo e guardare l'esigenza degli altri, non il proprio ego, si può dire? Si può dire. Perfetto. Si può dire. Però è anche vero che è una questione anche di sensibilità. Io dico sempre c'è il sindaco più sensibile, c'è il sindaco meno sensibile, una persona umana. Per vedere i valori, l'importanza dei valori che questa persona, oltre a ricoprire il ruolo di sindaco, ricopre come responsabile della salute dei propri cittadini, perché siete voi poi i responsabili della salute dei cittadini. Ecco, qualsiasi cosa è il sindaco in prima linea. Ecco, cosa è che la preoccupa di più, sindaco, in questo momento? Cos'è la povertà, la casa, le famiglie che non ce la fanno, la solitudine dei diversamente giovani? Esatto, è un insieme di cose che si accumulano, no? Quindi mi preoccupano i giovani che vanno all'estero. Bene, quindi c'è una politica giovanile che dobbiamo mettere insieme per farli restare qua. Mi preoccupano i diversamente giovani che sono soli, quindi stiamo creando una rete per scoprire la solitudine. Posso dire a Villorba cosa stiamo facendo? Certo. Ma non perché Villorba. A Villorba abbiamo messo in piedi, insieme anche alle associazioni di volontariato, un centro sollievo permanente. Quindi abbiamo ristrutturato una scuola chiusa e abbiamo dedicato questa scuola al centro sollievo permanente, quindi vuol dire tutti i giorni. Quindi il centro sollievo ospita queste persone che hanno un deficit cognitivo e quindi le famiglie devono seguirle, li possono portare in questo centro sollievo e avere del tempo libero per fare la spesa o per dedicare del tempo a loro stessi. Il pomeriggio questo centro fa il centro ricreativo per persone diversamente giovani. O diversamente agili. O diversamente perfetto. Cosa vuol dire? Che c'è un punto di ritrovo per queste persone che magari prima non avevano riferimenti. Seguite da persone professionisti. Sì, da educatori, da psicologi, assieme a Casa Marani dove mettono i professionisti, e i volontari che hanno un ruolo fondamentale, perché se non ci sono i volontari, noi comuni veramente saremo a piedi con i servizi alle persone. Più di così. Però non solo questo, il sindaco Soligo ha puntato anche molto sullo sport, sì. Uno sport anche inclusivo. Andiamo a vedere questa festa dello sport a Villorba. Invito tutti sabato prossimo dalle 14:30 presso gli impianti sportivi del Palaverde alla festa dello sport del comune città di Villorba. Una giornata all'insegna dello sport, quella di sabato, presso gli impianti sportivi di Via Marconi a Catena di Villorba. L'iniziativa rientra nel progetto regionale del Festival per lo Sport Veneto promosso dal CONI e vedrà protagoniste 26 associazioni sportive del territorio, con tecnici e volontari a disposizione del pubblico. Ci sono 25 discipline da poter provare. C'è anche il Festival dello Sport organizzato dal CONI, quindi è una manifestazione da non perdere, soprattutto per i più giovani che vogliono avvicinarsi al mondo dello sport. Dalle arti marziali al tiro con l'arco, dal rugby all'equitazione, grandi e piccini potranno sperimentare gratuitamente le discipline preferite. Un evento che unisce sport, inclusione, socialità e valorizzazione delle realtà locali. Allora, una cosa importantissima, lo sport proprio rivolto anche alle fragilità. Ecco, questo sport inclusivo che veramente avete fatto anche dei numeri importanti. Prego, Sindaco. Sì, noi da un paio d'anni che sollecitiamo le nostre associazioni ad aprire le proprie attività alle persone meno fortunate di noi. Abbiamo iniziato con la festa dello sport, ma non meno di 2 mesi fa c'è stata al Palateatro
di Fontane, una manifestazione dove hanno partecipato come spettatori tutti i ragazzi delle medie, quindi 600 ragazzi hanno partecipato a esibizioni di atleti con disabilità, tiro con l'arco, danza, judo, karate, e è stato un messaggio molto forte che abbiamo dato ai nostri ragazzi, perché quando si sta bene è tutto facile e non ci pensiamo di quelli che stanno peggio di noi. Quindi noi abbiamo iniziato anche a trasmettere questi messaggi attraverso i nostri ragazzi, ed è stata molto partecipata, e poi abbiamo fatto provare il tiro con l'arco seduto in una sedia a rotelle a chi non aveva mai provato. Quindi questa è una riflessione molto profonda che i ragazzi hanno fatto. La prossima settimana, sempre al Palateatro, ci sarà una partita di hockey su sedia a rotelle, organizzata sempre per sensibilizzare le nostre associazioni sportive ad aprire le loro porte anche ai ragazzi che chiaramente con le attrezzature dove è possibile farlo. E noi andremo avanti con questa politica, perché secondo me abbiamo appena visto le Paralimpiadi, quindi le emozioni che hanno portato a chi prende medaglie è come che non è abbiamo visto un po' pochino però queste Paralimpiadi. Vabbè, dai, dobbiamo però è peccato, perché veramente, se pensate all'impegno di questi atleti, che è veramente il triplo dei normodotati, perché quando escono al mattino non è facile. Ma soprattutto anche gli accompagnatori, perché c'è tutta una macchina che si muove, quindi cerchiamo di laddove abbiamo la possibilità di farlo noi lo faremo. Come vedi i giovani, questi giovani che forse hanno alzato un po' troppo l'asticella, pochi rispetto a quelli bravi a mio avviso, però con una visibilità enorme, ecco, cosa pensa lei? Ecco, come vedi i giovani anche nel suo territorio? Hai fatto bene a dire pochi, per fortuna. Ma i giovani hanno delle potenzialità enormi. Quel giovane che magari si vuole far vedere, avere visibilità, e magari invece di fare uno sport fa qualcos'altro, secondo me va avvicinato e ci va il confronto diretto. Noi usiamo questo metodo e siamo riusciti a recuperare ragazzi che erano per strada, che andavano a fare quello che non dovevano fare, e li abbiamo portati nel nostro centro giovani, nel nostro progetto giovani. Noi abbiamo un progetto giovani che oggi conta 350 ragazzi. E come abbiamo fatto a avvicinarli? Li abbiamo avvicinati con gli sport che a loro piacciono, che non è lo sport quello attuale. È lo skate, è il writers, è il parkour, tutti quei sport diciamo da strada, che abbiamo fatto anche dei corsi di tatuaggi. Quindi io mi ricordo che quando ho proposto il corso di tattoo mi hanno detto: ma cosa, ma sei pazzo, sindaco? E invece gli abbiamo fatto un corso con i professionisti dell'ULSS per far capire qual è il limite di fare certe cose da giovane. E questo secondo me è il modo per avvicinarli e per renderli protagonisti, ma protagonisti non negli atti vandalici, ma in quello che vorrebbero fare. Ha mai avuto paura di avvicinare questi ragazzi? No. Lei, ecco, anche i suoi assessori, perché come ha detto lei bisogna tendere un mano e cercare di recuperare il possibile. Ecco, come ha visto queste situazioni, soprattutto le famiglie, i genitori, il sindaco? Il problema è, uno dei problemi è anche la famiglia. Cioè, l'agganciare ragazzo, ok, può essere anche semplice perché lo ascolti e gli dai anche una possibilità di entrare magari in qualche gruppo. E il problema è poi agganciare la famiglia, perché il problema nasce anche da una famiglia che non è presente. Quindi il nostro obiettivo è quello sì di agganciare il ragazzo, ma di agganciare anche la famiglia. Stiamo cercando di trovare assieme agli assistenti sociali, allo sport, alla cultura, di agganciare in primis la famiglia e capire qual è il disagio che vive questo ragazzo. Avete sentito cosa ha detto il sindaco? Lui ha parlato di sport e poi ha abbinato la parola cultura, quello che dico sempre io. Forse grazie alla cultura e alla bellezza, all'arte in generale, possiamo recuperare questi ragazzi che magari sono anche dei creativi, e soprattutto cercare di scremare
trasformare quello che si può recuperare da quello che invece non ne vuoi sapere. Ecco, sono delle cose veramente diverse. Ecco, per fare questo avete bisogno di più risorse, perché servono investimenti, serve personale, professionisti. Sì, le risorse sono indispensabili per creare una progettualità. E quindi se non ci sono risorse, mancano, le idee ci sono. I progetti ci sono, dobbiamo trovare. Agire, vero? Quindi se io voglio portare avanti una progettualità e ho delle risorse, o taglio un servizio e ne creo un altro, però porto un disservizio dall'altra parte. Quindi, come abbiamo detto prima, serve una squadra che ragioni e che la veda allo stesso modo. Cosa ne pensa del nuovo presidente Alberto Stefani, questo giovane che ha preso un incarico non da poco, diventando presidente della Regione Veneto, ma che ha le idee chiare? Al primo posto ha messo il sociale, la cultura, i giovani, i diversamente giovani. È partito con dei valori veramente che hanno stupito. Io ho sentito tante persone che non sono della Lega che stanno ammirando questo ragazzo per il coraggio che ha avuto di porre e di dire, soprattutto, invece di litigare cerchiamo di dialogare e di portare avanti un lavoro in mani. Cosa ne pensa? Io sono felicissimo che il nostro presidente abbia questi progetti e queste attenzioni, perché comunque è l'attenzione al cittadino, ma soprattutto ai più fragili. E quando una comunità è attenta al cittadino più fragile, secondo me può andare dove vuole. Perché vuol dire essere veramente presenti vicino, nel territorio e alla comunità e ai problemi della comunità. Quindi fragilità non vuol dire per forza essere una persona disagiata. Fragilità è anche una giovane coppia che si sposa e che vorrebbe mettere su famiglia, però non ha la possibilità economica di prendersi casa in un determinato posto perché i prezzi sono alle stelle. Quindi, a mio avviso, un'attenzione va fatta, e comunque una politica giovanile per andare incontro anche a queste esigenze. Quindi quando c'è attenzione su questo vuol dire che c'è attenzione per il proprio territorio, e vuol dire dare un futuro al nostro territorio, perché sappiamo che le nascite sono sempre meno, gli anziani sono sempre di più, quindi noi dobbiamo sì creare servizi per... No, non volevo dire anziani, Mirella, diversamente giovani. Ok, sì, creare dei servizi per i diversamente giovani, che ci sono e ci saranno, ma anche creare una politica giovanile dove poter avere anche un futuro. E metterli assieme, Sindaco, ma lo stiamo facendo. L'asilo con il diversamente giovane, che anzi sgraverebbero anche questi genitori, perché guardate che una babysitter o un asilo costano parecchi. Cercare anche di venire incontro, perché io vedo al mio banco solidale che arrivano sempre più persone, famiglie in forte difficoltà, e sono famiglie che lavorano. Dico sempre, non abbiamo i barboni, i banchi solidali, abbiamo persone per bene, famiglie per bene. Ecco, cos'è che la preoccupa di più in questo contesto, dove è come muoversi in una cristalliera, ma di un cristallo molto delicato? Mi preoccupa le persone che vengono a chiedere aiuto, che non sono più, come ha detto lei, i poveri o i barboni, ma sono persone normali che non ce la fanno più a sostenere la quotidianità. E questo mi preoccupa, perché quando una famiglia non riesce a sostenere il primis, che è la borsa della spesa, poi vengono a mancare anche tutta l'educazione ai figli. Vengono a mancare tutti quei servizi per i propri figli. Che sono necessari. Ma soprattutto anche al vedersi bene, a curarsi. Senta, Sindaco, io volevo chiederle anche una cosa. Io sto scremando molto anche il Banco Solidale per vedere le persone che veramente hanno bisogno, e magari i famosi furbetti che ci sono sempre. Ma mi sembra che anche questo ISE non dica la verità. Cioè c'è qualcosa che si dovrebbe anche cambiare, io dico sì, ma adesso mi spieghi questo ISE, chi è questa persona, questo lavora, non lavora. Sto cercando anche di capire, oltre l'ISE, chi è la persona che chiede aiuto, prego. Ma noi come servizi sociali questa schermatura la facciamo, è molto attenta e millimetrica, perché furbetti ne abbiamo scoperti, e quando si trovano con appunto che vengono
smascherati, questi non li vedi più. E quindi bisogna avere molta attenzione, bisogna saper, io faccio un plauso ai nostri assistenti sociali, io ho una fortuna di avere 3 assistenti sociali anche di giovane età che vedono appunto le cose come i giovani, no? Ma non per demonizzare quelli di una certa età, però dobbiamo parlare la stessa lingua, la lingua della gente che viene a chiedere aiuto. L'ISEE è uno strumento che appunto lascia un po' tempo che trova. Benissimo, però è uno stromento che fa testo. Quello si presenta. Però, esatto, secondo me se c'è un bravo istruttore riesce comunque a trovare il furbetto. Infatti ieri ne ho scoperto uno che parlava, io guardavo a un certo punto, gli ho detto ma a fine mese quanti soldi ti arrivano a casa? Ho detto guarda che se non me lo dici lo vengo a sapere lo stesso, perché poi Mirella indaga anche con l'aiuto dei miei volontari, ma sono io, poi il sindaco lo sa perché vi chiamo e vi chiedo, e ho scoperto che arrivavano a 3.000 euro al mese. Allora capite bene che bisogna assolutamente essere attenti, perché è un periodo molto terribile anche per i banchi alimentari, dove anche dalla comunità europea non arriva più niente o pochissimo, ad esempio il latte, sono più di 2 mesi, l'abbiamo segnalato anche alla regione che non arriva latte, non arriva più niente, molti dolci, ma non possiamo mangiare dolci, che fanno oltretutto anche molto male, perché non si può vivere mangiando dolci, perciò voi capite bene l'importanza anche di dare ai banchi alimentari una borsa che sia una borsa che fa vivere bene, che si mangia bene, perché dico mangia sano, un litro di olio extravergine costa 12-13 euro, è facile dire mangia l'olio extravergine di oliva, però sembra che forse dovremmo cambiare anche quella che è la filosofia del banco alimentare, perché io ho visto che tutti i comuni hanno aperto il banco alimentare, però poi devono fare il giro delle 7 sorelle, perché uno una cosa, uno un'altra, non è che forse dobbiamo concentrare più su quelli autorizzati, aiutare quelli autorizzati, che no, ogni comune io devo avere, poi non ce la fanno e vengono ai nostri banchi, dico quelli più grandi naturalmente, perché la spesa non basta. Ecco, io anni fa ho avuto una discussione in regione perché dicevo ma se va da una parte non può andare dall'altra. Sì, ho capito, ma se da una parte non ho l'olio e dall'altra ci vado, o facciamo alimentare o facciamo cooperative, allora non siamo più associazione di volontariato, siamo una cooperativa. Ma sembra che sarebbe giusto concentrare, ad esempio ho detto che per me la Croce Rossa dovrebbe fare più formazione che alimentare in questo momento dove abbiamo bisogno di formazione. Cosa ne pensa, Sindaco? Io sono d'accordo con te, Mirella. La rete è importante, quindi la rete vuol dire comunicare e quando si comunica si arriva all'obiettivo e al risultato. Chiaramente posso capire, non condivido, ma che ci siano famiglie che vanno nei vari banchi alimentari a prendersi 1, 2, 3, 4 borse della spesa, cioè un volontario non può negare una borsa della spesa, o indaga e capisce come sta la situazione, ma per fare questo ci vuole una rete dove tutti si parlano. E allora se il signor Pinco Palla è venuto da me 2 volte questa settimana, poi è andato da un'altra parte, si è portato a casa 6 borse della spesa, anche no, perché comunque qualcuno resterà senza, perché come hai detto te manca l'olio, mancano i prodotti di qualità, perché comunque i costi sono e stanno salendo. Quindi credo che prima o poi ci deve essere una uniformità e un accorpamento di questo per scovare i furbetti, perché la persona onesta piuttosto non viene perché ha dignità e ha paura di venire a chiedere aiuto. Anche se devo dire che rispetto una volta anche i nostri, visto le esigenze veramente che ci sono nel territorio, come ha detto lei prima e ho anche specificato io, sono famiglie che non ce la fanno più. Ecco, sono mamme, anche ieri sono arrivate delle persone che si sono separate, perciò tutta una questione familiare molto complicata e per forza devi chiedere aiuto. Ma io penso che non si dovrebbe vergognare a chiedere aiuto, perché come ha detto lei può capitare a chiunque di
di incappare, noi abbiamo seguito un caso particolare, Sì. vero Sindaco, l'abbiamo portato a Sì. buon termine, so che lei lo sta ancora seguendo ed è molto importante, perché poi vanno in tilt con la testa. Sì. Cioè veramente a un certo momento non ci sono più, bisogna prenderli su col cucchiaino, Sì, come sì, dico sì. io, e un po' alla volta reinserirli in società. Ma soprattutto- Quanto è importante la figura del sindaco in questo? Come abbiamo detto prima, ci sono delle sensibilità che ognuno di noi ha, giusto? E quindi la comunicazione, io conosco una persona che ha delle difficoltà, chiamo il sindaco, chiamo il comune, chiamo il parroco, chiamo l'associazione e cerchiamo di risolvere il problema. Se dopo la chiamata, guarda che c'è Pinco Palla che non se la passa bene, finisce tutto lì, no, va bene. E invece noi siamo riusciti, testimone, a portare a termine questo caso che non era semplicissimo. No, non era per niente semplice. Però insomma la collaborazione, una telefonata in più, una parola in più ha portato a risolverle in modo, diciamo, egregio questo nostro cittadino. E in effetti un'altra relazione che faremo sarà quella di portare avanti questa mostra fotografica creata appunto dai genitori di questi diversamente agili, perché è molto importante. Pensate solo al titolo che hanno creato questi ragazzi e ragazze, Io ci sono, perché vogliono vivere la quotidianità e non hanno voluto l'assessore al sociale, ma l'assessore alla cultura, perché per loro è importante, ecco, fare un evento culturale, non sociale, perché il sociale ne hanno sentito fin troppo, hanno detto adesso vogliono vivere la cultura. Cosa ne pensa? So che anche il sindaco parteciperà a questa mostra, ha dato la propria disponibilità, che ringrazio, lo dirò anche alla capofila dei genitori per mettersi in contatto, prego. Ma sono pienamente d'accordo, la parola sociale va bene, va inserita quando serve, ma la parola cultura è un filone che unisce tutti, dallo sport alla disabilità. È un bene che questi ragazzi o ragazze vogliano fare cultura, perché comunque è un messaggio importante che è questo, cioè le parole pesano e questa parola, non vogliamo chiamarla sociale ma cultura, dà loro un merito, un obiettivo, siamo tutti uguali alla fine. Esatto. È questo che deve passare. E anche le parole che hanno creato, io ci sono, vuol dire io ci sono, io faccio parte di questa della comunità, anche se ho una disabilità, comunque ci sono, ma va bene, condivido in pieno. Sindaco, un'altra cosa che mi sta molto a cuore sono i diversamente giovani, ce ne sono tanti, molti in solitudine. Io ho chiesto a tutti i sindaci che vengono in questa trasmissione, vengono quasi tutti, di cercare di fare delle sentinelle, perché quelle telefonate che ricevo, le mail, i messaggi, anche ieri una persona che mi ha chiesto di ritrovare qualcuno che le faccia compagnia, ho detto anche no, perché io mettere persone estranee in casa di altri non me la sento, e ho detto rivolgerti al sindaco, al tuo parroco, ma non mi ascoltano, sono disposta anche a pagare, ho detto aspetta, prima informati bene. Cos'è la solitudine? Lei come vede la solitudine di diversamente giovani? E soprattutto non sarebbe il caso di fare un censimento, come gliel'ho detto e l'ha fatto il sindaco di Ponzano Veneto e mi ha ringraziato, ho detto mai avrei immaginato di trovare certe soluzioni, di fare un censimento di chi vive nel mio territorio, come si faceva una volta, sindaco? Allora, per venire a conoscenza di questi casi di solitudine, la rete secondo me è importante, che va dalle parrocchie alle associazioni di volontariato e al comune, perché dove non arriva il comune arrivano le associazioni, quindi le segnalazioni sono doverose da parte anche dei cittadini stessi, del vicino di casa che non esce da casa, che non apre a nessuno. Una semplice segnalazione porta a muovere una rete di persone che poi troverà il modo di avvicinare questa persona e portarla magari nei centri ricreativi, a giocare anche a buracco. Magari. Noi a Villorba abbiamo 3 parrocchie che hanno... O anche a Brisco, perché dico buracco perché adesso ultimamente io il mercoledì pomeriggio di solito vado all'Ancenigo a giocare alla tombola con diversamente giovani. Ok, non sto là tutto il pomeriggio. Non gioca al buracco, a tombola gioca il sindaco. Mi hanno insegnato ma non mi piace. Meglio a tombola. Però
E questo vuol dire la presenza dell'istituzione, e quando io vado mi presentano come sindaco ma come Francesco, perché sono un cittadino come loro, e questo porta a avere forse più fiducia nelle istituzioni. La rete è la cosa fondamentale per arrivare a trovare questi diversamente giovani soli. Senta Sindaco, andiamo a vedere anche quello che combinano gli ecovandali e poi il problema che voi avete, perché è un problema che veramente dobbiamo parlarne e cercare di fermarli, perché veramente non possono dire che non c'è la possibilità. Andiamo a vedere questo servizio. Questi 4 sacchi di rifiuti lasciati a bordo strada in via Centa a Villorba potrebbero costare al responsabile dell'abbandono una multa tra i 1.500 e i 18.000 euro. L'ecofurbetto in questione è stato identificato nelle scorse ore dagli agenti della polizia locale accanto all'ufficio di vigilanza del Consiglio di Bacino Priula, ma ci potrebbero essere ulteriori conseguenze di natura penale. Linea dura quella dell'amministrazione Soligo, dimostrata anche nei confronti di quei soggetti che hanno disperso dell'immondizia poco fuori contenitori per la raccolta, e questo invece nella zona di via Roma. Bastava fare qualche passo in più, non solo per una questione di civiltà, ma anche per evitare una multa che in questo caso oscillerà tra i 1.000 e i 3.000 euro. Grazie alle fototrappole, grazie alla videosorveglianza, noi siamo riusciti e stiamo facendo un ottimo lavoro per scovare gli ecovandali, però è importante che anche il cittadino segnali o il comune o le forze dell'ordine o a Contarina stessa qualora ci siano dei abbandono dei rifiuti. È importantissimo perché ne va del nostro ambiente. I 2 ecofurbi identificati da Locale e Bacino Priula abitano in comuni limitrofi. Probabilmente pensavano di farla franca semplicemente travalicando i confini dei luoghi di residenza, una scelta che adesso pagheranno caro. Ecco, questo serve a far capire che ognuno di noi deve fare la propria parte, perché se no anche voi non ce la fate. Allora, come concludiamo? Cosa vuole dire? Un minuto, Sindaco. Ma innanzitutto vogliamo bene il nostro ambiente dopo il servizio, e la segnalazione sono tutte anonime. Quindi non c'è pericolo che il cittadino venga citato perché sono anonime. A noi servono queste segnalazioni perché, come avete visto, siamo riusciti a beccare questi ecovandali, non solo, con la videosorveglianza ne stiamo beccando ancora. Però le segnalazioni sono importanti, anche se mi sembra di aver visto. L'importante è segnalare, poi i nostri agenti insieme al Bacino Priula, insieme a Contarina, arriveranno a questi ecovandali. È importantissimo perché noi dobbiamo comunque insegnare ai nostri giovani che questo non è il modo di trattare il nostro ambiente, e come ha detto il servizio, vengono tutti da fuori comune con questi abbandoni importanti. Avete capito? Non il comune, ma i cittadini che vengono da altre realtà. Noi, grazie alle telecamere, siamo riusciti a risalire chi sono, e grazie alla collaborazione dei comuni limitrofi, perché con la videosorveglianza si riesce a trovare chi fa purtroppo questi atti vandalici che sono molto gravi per il nostro ambiente. Grazie a Francesco Soligo, sindaco di Villorba, di essere stato con noi. Abbiamo conosciuto un sindaco che veramente ce la sta mettendo tutta per cercare di fare il bene della propria comunità. Grazie buona giornata. Mirella. Andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Ciao cari amici vicini e lontani, oggi siamo a Gruaro e siamo venuti ad incontrare Fabio e Lisa. Partiamo da Lisa. Cosa è successo nella tua vita, Lisa? Noi praticamente siamo facenti parte di quelle brutte persone che lavorano in proprio, nel settore metalmeccanico, chimico e cose di questo genere. E poi all'improvviso cosa è successo, Fabio? È successo che praticamente ci siamo buttati, anche perché la manutenzione industriale, l'industria ha cominciato a calare, e abbiamo deciso di calarci nella nautica. Il risultato, 2012 è arrivata la legge Monti che ha tassato le barche, il giorno dopo 2600 barche sparite dall'Italia, 30.000 persone a casa, massacrato l'indotto. Allora ragazzi, andiamo a prendere la borsa. Stiamo entrando in casa di Lisa e di Fabio. Sì. Cosa vuol dire per un artigiano, un ex artigiana, cioè star bene e all'improvviso trovarsi così? Io sono stata accusata di essere una ladra, di essere una barbona, una che va a chiedere la carità in giro. A parte che io sono epilettica, purtroppo.
E anche qui un bel momento mi hanno detto che non è vero, e ancora adesso mi dicono che io sono matta. Abbiamo fatto un consiglio e sei stato premiato dicendo: hai avuto forza, hai avuto coraggio, ti sei dato da fare, hai trovato anche un lavoretto e noi ti sosteniamo perché è giusto rimettere in piedi le persone. 1, 2, 3, Mirelluccia c'è. Tieni Lisa, apri. Mi avete dato un regalo stupendo che è poco, cioè non ci sono parole. Una cosa che voglio dire francamente Mirella, io tutte le lotte che sto facendo le sto facendo per una persona, è lei. Grazie a Rete Veneta, grazie ai telespettatori di Rete Veneta. Grazie ragazzi di Rete Veneta, avete rinfrescato il nostro amore che comunque sarà sempre eterno, qualsiasi problema ci sia. Allora stiamo uscendo dalla casa di Lisa, apri, e di Fabio. Ciao Lisa, in bocca al lupo. Ciao. Ciao Fabio. Ciao Mirella. E grazie ancora. Oggi per una questione di riservatezza non vi diremo dove siamo. Siamo comunque nella prima periferia di Treviso e stiamo per incontrare Katia. Ciao Katia. Ciao Mirella. Ciao. Ciao. Ciao Mirella. Allora spiega un attimino per quelli che non sanno la tua storia cosa è successo in breve senza andare nei particolari. Allora, mi sono separata per scelta mia perché non andavamo più d'accordo e adesso ci stiamo facendo la guerra perché non mi lascia vedere i bambini. Quanti anni hanno? Giacomo e Tommaso sono quelli che mi preme di più, hanno 5 anni e dopo ne uno di 15 e uno di 20 che loro, assorbiti dal papà, non mi vogliono più vedere. E adesso mi sono separata, sono senza casa da ieri, dal giorno 13 e sto cercando lavoro che forse ho trovato, intanto 2 giorni alla settimana grazie alla Mirella che ho fatto la puntata. Cosa vuol dire non vedere i propri figli? Mi fai piangere Mirella, significa morire dentro, passare le notti, girarsi, rigirarsi e piangere. Questo significa. Vogliono dire tanto i tuoi figli, vero? Sì. E facciamo così, lancia un messaggio al tuo ex marito. Giancarlo, ti chiedo per piacere, facciamo le persone civili, facciamo la mamma e il papà, non marito e moglie, e fammi vedere Giacomo e Tommaso e sentire quando non posso vederli. Solo questo e ti auguro tanta serenità anche a te. Allora Katia, ecco qua, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta che noi chiediamo. Grazie. Tu dovrai andare dal sindaco e far vedere le spese che tu sostieni per vivere, perché sei su una strada. Devi confrontarti con lui, la sua porta sarà aperta, perché è stato lui a dirmi di aiutarti. Dopodiché io voglio dire una cosa, ma perché lei avrà sbagliato anche suo marito, avranno sbagliato anche tutti e due, ma perché non far vedere i figli alla mamma? Cioè, in fin dei conti lei e i figli non ha fatto niente, assolutamente, non si può. Anzi, quando li vedono mi dicono ma non è più casa tua, e quando vieni là hai paura di venire là, queste non sono cose di 2 bambini di 5 anni. Della tua vita tu puoi fare quello che vuoi, che voi ve la siete scelta, è la vostra strada, ma i vostri figli che non hanno nessuna colpa. Ciao, alla prossima. Grazie mille, ciao a tutti voi, ciao e grazie dell'aiuto che mi avete dato, grazie mille.